Stefano in collegamento. Bene, buongiorno a tutti. Siamo abbastanza distanziati con la collega, tanto da poter Oh, che bello, che bel gesto. diciamo, questo e anche dal nostro pubblico. Bene, intanto grazie ad Annalisa Monfreda, direttrice di Donna Moderna, e ad Alberto Pugliafito, direttore di Slow News, per aver accolto il nostro invito. Questo è il primo incontro aperto al pubblico del terzo workshop Il giornalismo che verrà. Questo workshop offre a 32 giovani colleghi l'opportunità di svolgere molte attività laboratoriali in questi giorni, ma è anche un festival, appunto, grazie anche a questa trasmissione in streaming, è anche un festival che viene offerto a tutti. Abbiamo un sacco di partner. Questa iniziativa è un'iniziativa di sistema che vede coinvolto, oltre alla mia testata, il Sicilian Post, la Fondazione Domenico San Filippo Editore, la Scuola Superiore di Catania, che ci ospita la parte d'eccellenza dell'Università di Catania, l'Università di Catania, l'Ordine dei giornalisti, per cui questo evento è seguito anche sulla piattaforma SIGEF dai colleghi che saluto. Abbiamo molti altri partner, li scopriremo poi man mano durante questi giorni. Ci tenevo particolarmente al fatto che questo evento si aprisse con questo panel, perché in fondo questo panel è incentrato sul tema del giornalismo d'approfondimento e sul giornalismo lento, un concetto che Alberto ci spiegherà benissimo, ma che anche la direttrice conosce molto bene, perché in realtà il giornalismo del futuro è un giornalismo che probabilmente deve guardare anche al passato, alla tradizione, al rigore del buon giornalismo, ma anche insomma vivere il proprio tempo. E per questo credo che parlare di futuro del giornalismo sia assolutamente importante per aprire questo incontro. Ci raggiungerà per un saluto la professoressa Adriana Di Stefano, coordinatrice della classe di scienze umanistiche della Scuola Superiore di Catania, per un saluto. Però intanto io inizierei a entrare proprio nel vivo della discussione. Comincerei dalla nostra direttrice con una domanda e così rompiamo il ghiaccio. Beh, Volentieri. intanto, Donna Moderna è una testata, un settimanale seguitissimo, amatissimo, che mescola contenuti accomunati tutti da una grande qualità, ma che guardano ad aspetti differenti. Tra le pagine del settimanale troviamo approfondimenti su temi sociali molto importanti, però troviamo anche contenuti più leggeri, perché nella vita c'è bisogno di leggerezza, al di là delle canzoni di Sanremo che ce lo ricordano, insomma, e quindi una leggerezza che però sia, io penso, calviniana, una leggerezza che sia un planare sulle cose dall'alto, non una stupidità. Ecco, io comincerei dal chiedere questo: come si fa a portare avanti un prodotto editoriale così bello e così diciamo attuale come Donna Moderna? Grazie, intanto grazie dell'invito, come dicevo prima a Giorgio, è stata l'occasione di riprendere un aereo dopo un anno, quindi sono veramente eccitata come la prima volta che si esce di casa. Donna Moderna ha una storia ormai lunga perché esiste da 32 anni e questa formula che tu dici effettivamente è l'unicità di Donna Moderna nel panorama, però nel panorama dei settimanali, però mi piace sempre raccontare come è nata, perché 30 anni fa chi fondò Donna Moderna in pratica copiò un giornale francese che si chiamava Femme Actuelle, quindi Donna Moderna in francese, e che aveva appunto questa particolarità, cioè questa formula di essere un giornale. Intanto era molto veloce, noi poi dopo ci siamo spostati verso l'approfondimento, però all'inizio appunto era un giornale veloce e erano la fine degli anni '80, quindi in Italia era il momento vero in cui la donna entrava nel mondo del lavoro in maniera diciamo più massiccia, no?
E quindi questa donna aveva bisogno di tutta una serie di informazioni pratiche, quindi quello che Giorgio chiama leggerezza, che però per noi sono informazioni fondamentali, cioè come mi vesto al primo colloquio di lavoro, come le varie tendenze di trucco, cioè per noi quella non è leggerezza, cioè quello fa parte dell'essere donna, no? Anche se io sono una che non si trucca, però riconosco quanto è fondamentale questo tipo di informazione in realtà per il pubblico femminile, e contemporaneamente voleva appunto capirne di economia, capirne di politica, essere nel mondo in maniera completa. E quindi questo giornalismo di servizio, cioè, fu veramente dirompente. Donna Moderna arrivò a vendere 1.200.000 copie, una cosa pazzesca per quel momento. Oggi mi vengono i brividi mentre lo dico, perché chissà come va il mondo dei giornali, capisce che questi numeri, ma erano eccezionali anche all'epoca, non erano numeri così consueti. Avevano individuato un bisogno, avevano saputo rispondere, e questo è ancora oggi il fondamento dell'informazione, sapere individuare un bisogno. E nell'individuare un bisogno non è che erano andati a fare domande che tipo di giornale volete, perché quando si prova ad ascoltare il pubblico non è che si può fare la domanda che tipo di giornale vuoi, quello è il mestiere tuo rispondere. Avevano osservato che cosa stava succedendo alla donna in quel momento, avevano lasciato che la donna esprimesse, la lettrice potenziale esprimesse il suo bisogno, e avevano risposto perfettamente a quel bisogno. Poi chiaramente tutto questo ha funzionato fino a quando, perché era veramente il giornalismo di servizio che ti spiegava da come smacchiare la tovaglia a come compilare perfettamente il tuo curriculum, fino a quando chiaramente questo compito dell'autu non è stato preso in mano dal web in maniera immediata, più efficace, perché chiaramente vedere un video di come si smacchia una tovaglia è molto più efficace che leggere un articolo, e così come un po' per tutti i contenuti anche di attualità, per come venivano fatti, cioè in maniera diciamo così didascalica diremmo noi oggi. Quindi a quel punto c'è stato il momento di reinventarlo, e lì inizia la mia storia in questo giornale, che ovviamente è un contesto giornalistico molto ma molto più complesso, ma probabilmente appunto ne parleremo poi più avanti. Bene. Chiaramente se avete domande, curiosità magari raccogliamo un momento domande alla fine, sì, okay. Insomma, però grazie, una storia affascinante, sia quella della testata, anche insomma poi la tua sfida nel portare questa testata oggi. E stiamo facendo un giro di presentazioni, ora a questo punto chiederei a Alberto di presentare il suo progetto, che è altrettanto bello, e io posso dire di essere un vero fan di Slow News, quindi prego Alberto. Intanto ciao Annalisa, ciao Giorgio, ciao a tutte e a tutti, grazie per l'invito. Purtroppo io distanziatissimo da voi, ma ahimè ho fatto richiamo del vaccino proprio ieri, e diciamo che insomma per un minimo di incertezza e precauzione ho preferito collegarmi da casa. Spero di riuscire comunque a essere efficace. Io mi sono segnato un po' di cose di quello che ha detto Annalisa: giornalismo di servizi, individuazione di un bisogno, ascoltare il pubblico, osservare cosa stava succedendo alla donna in quel momento, tutte cose importantissime che si facevano e che poi ad un certo punto, no, nella confusione di questo strano mondo nel quale viviamo, dove tutte le persone sono diventate contemporaneamente produttrici e broadcaster di contenuti, perché basta avere oggi uno smartphone, una connessione a internet e una piattaforma social qualsiasi per produrre e distribuire tonnellate di contenuti. E di base l'unica risposta, o meglio la risposta che è andata per la maggiore, no? Che come giornalisti, come giornaliste, come editori abbiamo saputo dare, è stata nella maggior parte dei casi reagire in termini di quantità e velocità, no? Che erano in effetti due caratteristiche date per scontate del giornalismo, cioè devi arrivare prima degli altri, devi essere veloce, devi produrre tanto, tutto quello che serve. Io ho cominciato a fare questo tipo di considerazioni quando, leggendo una grossa testata digitale italiana che si chiama, perché poi è passata attraverso un fallimento e soprattutto rinata sotto altre forme, blogo.it, quello che facevo che cos'era? Fondamentalmente io dirigevo, lo dico un po' a malincuore, una content factory, cioè una fabbrica di contenuti. Noi producevamo tra i 400 e gli 800 pezzi al giorno, spesso pagati molto male. E quindi, come potete, vedo Annalisa che ride, come potete immaginare per un direttore
è una testata che all'epoca faceva oltre il milione, il 2 milioni e 3 di utenti unici giorno, quindi stiamo parlando del 2012-2013, una testata molto grossa per quell'epoca del digitale italiano. Ma comunque rimaneva una testata indipendente, con giornalisti tutti sparsi, coordinava in remoto, e non potevo controllare il loro lavoro garantendo una qualità di quello che producevamo, perché producevamo troppo, semplicemente. Il mio compito da direttore per l'editore non era tanto garantire grande giornalismo di servizio alle persone che ci leggevano, ma era portare i click sul sito, fondamentalmente. Perché? Perché follow the money, seguiamo i soldi, modello di business, advertising, click, voilà. Passavo la mia vita con uno schermo, con un Google Analytics davanti e la visualizzazione in real time di quante persone avevamo contemporaneamente sui nostri siti. Io ero talmente in simbiosi con questi siti che se vedevo un piccolo flesso sapevo già che c'era un problema tecnico. Quindi insomma, infernale, una macchina infernale, appunto produzione di contenuti a livello industriale e non giornalismo. Oltretutto con giornalisti pagati sempre meno, naturalmente. Ad un certo punto ho proprio avuto bisogno sia dal punto di vista personale sia dal punto di vista professionale di cambiare radicalmente. Quindi mi sono messo a cercare soluzioni alternative, sono entrato in contatto con tutta una serie di persone che stavano teorizzando il parallelismo tra il consumo delle news e per il cervello con il consumo dello zucchero per il corpo, quindi in piccolissime quantità ti fa bene e ti aiuta ad andare avanti, ma se esageri è il devasto. Mentre leggevo questi parallelismi col cibo ho pensato, caspita, ma in Italia abbiamo fondato il movimento Slow Food, chissà se c'è qualcuno nel mondo che sta teorizzando le slow news. Ho googlato slow news e ho incontrato, grazie a questa ricerca, un libro scritto da un professore dell'Oregon che si chiama Peter Lofer, tra l'altro un libro molto strano perché era stato pubblicato prima in italiano e poi in inglese, dal titolo Slow News, manifesto per un consumo critico dell'informazione. Ho scritto a Peter, ho scoperto che esiste un mondo in cui le persone, anche se hanno ruoli importanti, ti rispondono alle mail. Siamo diventati molto amici, abbiamo cominciato a lavorare insieme a questo concetto e da lì ho fondato Slow News, che è la mia piccola startup giornalistica che si basa su modello di business senza pubblicità, una cosa un po' strana, cioè un abbonamento paga quanto puoi, nel senso che cerchiamo di rivolgerci a persone che se non hanno disponibilità economiche, beh va bene, pensiamo che comunque tu debba poter leggere il nostro giornalismo, quindi ti diamo la possibilità di leggerlo ugualmente, cerchiamo di produrre poche storie che durano nel tempo e di fare tutta una serie di cose di cui magari parliamo nel corso di questo incontro. L'idea di fondo è quella di lavorare un po' da agitatori dal basso, no? Cioè io sono perfettamente consapevole del fatto che il giornalismo mainstream non può cambiare così, con uno schiocco di dita, ma dall'altra parte nel momento in cui decido di prendere il rischio di fare qualcosa di mio con delle persone, colleghe e colleghi con cui mi trovo bene, cerco di costruire degli spazi piacevoli dove stare, dove lavorare, dove fare questo mestiere, con le persone che ci seguono. Nel momento in cui decido di fare qualcosa di mio, di completamente nuovo, a quel punto credo che ci sia un po' di bisogno dell'agitatore dal basso che ti propone qualcosa di radicalmente diverso da quello che si è sempre fatto. E così è nata Slow News del 2015 e continua ad esistere sostenendosi con varie forme di ricavi e cercando di crescere piano piano nel tempo. Grazie Alberto, è molto interessante. Mi permetto anche di dire che il Sicilian Post nel nostro piccolo cerca di prendere il buono da tante realtà a cui guardiamo. Una di queste è Slow News, un'altra di queste è la carta stampata e l'editoria periodica, nel senso che anche noi, pur facendo in una logica locale, perché la nostra testata si chiama Sicilian Post e quindi parla principalmente di Sicilia, pubblichiamo pochi contenuti al giorno, solo di approfondimento, non facciamo il cosiddetto copia e incolla dei comunicati, che purtroppo affligge la maggior parte delle testate online. Anch'io, diciamo, un'esperienza simile a quella di Alberto, diciamo, lavorando al desk delle testate, a produrre una quantità di contenuti enorme che però
sono contenuti, appunto, forse non è più giornalismo. Però detto questo, durante il nostro percorso abbiamo incontrato tanti colleghi, ecco, due siete voi i nostri, nostri ospiti, ci fanno credere che invece questo giornalismo ha un futuro, può essere un futuro molto interessante. E tornando al settimanale, a Donna Moderna, ecco, mi piacerebbe capire anche come funziona la preparazione di un numero, cioè, ecco, noi come la realtà la realtà di Alberto è abbastanza particolare, però noi, per esempio, Sicilian Post pubblica online in poco, ma lo fa ogni giorno. Voi invece andate a creare un prodotto che ha un numero veramente congruo di pagine ogni settimana. Ecco, e molto spesso ci sono, per esempio l'ultimo numero c'è questo inserto, queste pagine centrali sul viaggio che sono molto belle. Ecco, come nasce l'ideazione di un numero? Beh, la premessa è che non solo usciamo una volta ogni settimana, ma lo chiudiamo il numero 4 giorni prima di andare in edicola. E questo è l'elemento che è insomma il trigger nel momento in cui l'internet è diventato il mondo in cui tutti viviamo, cioè questo è il forte elemento di debolezza che però potenzialmente è la grandissima opportunità che noi abbiamo. Per me è davvero un'opportunità, perché significa potersi prendere il lusso di non dire tante cose e di non scrivere tante cose in cui magari avresti semplicemente timbrato il cartellino perché non avevi una storia originale con cui coprirla. Prendersi il lusso di dire: io questa cosa la posso coprire soltanto se ho veramente qualcosa di nuovo da dire, qualcosa di unico da aggiungere, altrimenti non la copro. Non è da me che verranno per avere il bigino delle informazioni ogni settimana. Però ci abbiamo messo tanto a capirlo, ci abbiamo messo tanto, nel senso che per una redazione che nasce con l'idea di fare attualità, di fare news, decidere di non coprire un tema è qualcosa di rivoluzionario e sembra incredibile, però è stata davvero una grandissima svolta. Quindi le nostre riunioni di redazione, la nostra riunione di redazione di attualità che si svolge il martedì mattina, è una riunione di redazione che parte dicendo di che cosa noi non parleremo, e quella scelta lì è una scelta fondamentale, perché è una scelta sia dovuta, come vi dicevo, al fatto di non avere una storia killer su quel fatto di cui tutti parlano, ma certe volte è anche una scelta etica, perché ci sono storie che è giusto non coprire finché non si fa chiarezza, finché, o almeno per un settimanale chiaramente, e nel momento in cui, faccio un esempio semplice, no? la storia della funivia, no? del Mottarone, e quella è stata una storia dove è chiaro che i quotidiani o comunque i siti avrebbero dovuto dare informazioni immediate, però non si sono limitati a dare informazioni, hanno anche dato giudizi, hanno anche già da subito, fin dalla prima uscita, hanno già deciso chi era il buono e chi era il cattivo, e soprattutto hanno dato un nome, hanno chiamato avidità, diciamo, la causa di tutta quella tragedia, quando veramente era l'ultima delle parole corrette da utilizzare in quel contesto, no? E, quindi il lusso che noi abbiamo è quello davvero di poterci sedere e dire: aspettiamo un attimo, capiamo che cosa vogliamo raccontare e in che modo. E questo quindi è gran parte della nostra riunione di redazione, è questa cosa qui. Una seconda parte è invece quella parte di servizio, no? Noi non l'abbiamo persa del tutto, perché è chiaro che ci siamo resi conto che l'internet risponde molto meglio e molto velocemente, però ci siamo resi anche conto che, come appunto anche diceva Alberto, in realtà si crea un rumore, un affollamento dovuto a questa quantità di contenuti che viene immesso, che in realtà diventa davvero un rumore di fondo per il lettore, e in certi momenti il lettore ha bisogno di chiarezza, per cui in sostanza il nostro vecchio giornalismo di servizio si è trasformato in: possiamo fare chiarezza su questo punto? Allora, 3 settimane fa abbiamo cominciato a dire: possiamo fare chiarezza sul Green Pass? No, non ancora, ok, non lo facciamo.
ancora un'altra settimana, riusciamo a fare il pezzo definitivo sul Green Pass? No, non ancora, ok, aspettiamo un'altra settimana. Questa settimana finalmente uscirà. E perché? Perché sappiamo che la nostra lettrice, quando apre il giornale e vede che noi ci siamo occupati di quell'argomento, dando domande e risposte, spesso le domande le raccogliamo da loro, perché poi noi siamo perfettamente integrati chiaramente col mondo digitale. Io vi parlo soprattutto della carta, ma poi dialoghiamo continuamente con i lettori attraverso Instagram e attraverso il sito. È una newsletter seguitissima e quotidiana, quindi noi abbiamo questo dialogo continuo. Spesso e volentieri su questi temi raccogliamo i dubbi e le domande e facciamo il nostro pezzo, lo spiegone, con tutte le risposte certe, e questa per noi è veramente diciamo, l'economia dell'accuratezza, cioè loro sanno che questa tipologia di pezzi su Donna Moderna ci sarà. Quindi vi dicevo, ricapitolando, quello di cui non parleremo, quello su cui possiamo fare chiarezza, e poi c'è un terzo blocco nella riunione, quello di cui nessuno sta parlando, quello che è completamente fuori dal radar delle news, quello che non vedrete mai sui quotidiani, con un occhio particolare al mondo femminile. Faccio un esempio: la settimana scorsa, forse proprio quella dello speciale sui viaggi, avevamo questa storia bellissima, in realtà ha uno spunto di attualità, ma probabilmente non è nel radar degli altri giornali per chissà quale motivo, ed è una proposta di legge che riguarda questo tema dell'alienazione parentale, cioè il fatto che molti bambini vengono tolti alle madri, benché le madri abbiano denunciato le violenze del padre, semplicemente perché si teme che le madri diciamo facciano un po' pubblicità negativa al padre nei confronti, cioè verso il figlio, no? E questo tema è pazzesco, e ci sono storie incredibili di madri che hanno veramente letteralmente perso i loro figli, non li vedono più, vengono affidati ad altre donne, e questo è un tipo di inchiesta che chiaramente la nostra colei che l'ha scritto, che è una redattrice interna a Donna Moderna, sta seguendo da un anno. Nel momento in cui le abbiamo dato l'ok a scrivere, sono passate 4 settimane per la pubblicazione. Quindi è giornalismo lento a tutti gli effetti, ma è soprattutto un giornalismo che sostanzialmente si occupa di qualcosa di cui nessuno sta parlando, e quella è una piccola garanzia che deve avere il lettore, cioè quando apre un settimanale, un giornale di carta, deve avere la garanzia di trovare qualcosa che non avrebbe mai potuto trovare altrove. E quindi la nostra riunione di redazione sostanzialmente punta su questi 3 asset fondamentali, ed è il tema dell'ascolto che dicevo prima. In realtà siamo arrivati a lavorare in questo modo continuando ad ascoltare i lettori. Io dirigo Donna Moderna da quasi 10 anni, gli ho sempre trovato un modo per ascoltarli, ma negli ultimi 6 mesi ho deciso di fare delle telefonate a casa ai lettori. Io e altri 5 redattori della redazione abbiamo scelto persone che ci avevano scritto una lettera di critica violenta oppure di complimenti, e le abbiamo chiamate a casa e ci siamo fatti delle lunghe telefonate oppure delle video call, e abbiamo fatto venire fuori, non è che gli abbiamo chiesto cosa pensano del giornale, abbiamo chiesto: raccontaci la tua vita, come si svolge la loro vita, che cosa fanno quando si svegliano, cioè proprio ci siamo immersi nella loro esistenza, sperando che dal loro racconto venissero fuori dei bisogni. E uno dei bisogni emersi adesso, perché è chiaro che 10 anni fa non era così, però adesso è proprio questo bisogno di fidarsi, cioè non si fida più nessuno dell'informazione, e quindi abbiamo capito che dovevamo valorizzare ancora di più quella economia della certezza, della fiducia che ci caratterizzava da sempre. Quindi primo fidarsi, secondo disconnettersi, cioè vivono continuamente immersi in una conversazione di cui di fatto non fanno parte, che per loro è diventata brusio, per loro è diventata confusione. Quindi la disconnessione, questo per un giornale di carta è molto importante, perché la carta è diventata veramente lo strumento della disconnessione. E poi avevano bisogno di empatia, cioè di immergersi nelle storie, di sentirsi portati dalle storie, e quindi da lì è nato questo modo di organizzare in qualche modo il nostro giornale e le storie che scegliamo appunto per la parte di attualità. È molto interessante, sia per gli addetti ai lavori che anche per i non addetti ai lavori, insomma, anche poi è molto affascinante. Ci ha raggiunto digitalmente la professoressa Adriana Di Stefano, e la invito a prendere pure la parola per i suoi saluti, se mi sente, professoressa.
Professoressa? Non si vede. C'è. Però c'è. Scusate, questo è il bello di. Sì. Va bene, passiamo. Torniamo da Alberto un secondo e poi casomai si inserirà sicuramente dopo. Ha detto bene Annalisa, le cose si pubblicano quando sono certe, quando sono pronte, no? E questo credo che sia un po' uno dei mantra di Slow News. E Slow News ha un'altra caratteristica che trovo estremamente affascinante, che strizza l'occhio a Netflix, nel senso che propone molto spesso delle storie seriali, che è una formula molto, molto avvincente. Ce ne vuoi parlare, direttore? Certo, sì, questa è un'idea che ci è venuta guardando e leggendo pezzi di non fiction, sia prodotti dalle nostre parti, perché poi uno fa sempre la pars destrans, ma ci sono anche delle ottime cose che vengono prodotte naturalmente nel giornalismo italiano, sia in altri ambiti dove il cosiddetto long form, il pezzo lungo, il pezzo in cui magari una persona che non è necessariamente tradizionalmente un giornalista ti racconta una storia in un certo modo, e abbiamo pensato che alcune tematiche possono essere affrontate in un formato seriale in cui hai dei protagonisti e delle protagoniste di una storia che rendono molto evidente, grazie all'immedesimazione che si può avere con queste persone, che cosa significa un concetto che magari tu vedresti in maniera molto astratta, no? Allora, per esempio, durante il primo lockdown abbiamo pubblicato delle serie molto particolari che tra l'altro hanno due vantaggi. Il primo vantaggio è che possono essere fruite fondamentalmente quasi senza tempo. Tu la puoi leggere quando l'abbiamo pubblicata, tutta insieme, tutta di fila, te la puoi leggere quando vuoi, te la puoi leggere anche qualche anno dopo, perché sono storie. L'altro vantaggio è che ogni tanto puoi fare degli spin-off, dei sequel, puoi raccontare come è andata a finire. Tra alcune delle storie che abbiamo pubblicato con protagoniste e protagonisti che diventano in qualche modo rappresentazione di concetti più astratti, sono ad esempio la storia di una pastora nel sud della Francia, e di come ha affrontato il lockdown, di come ha affrontato l'enorme carico burocratico in termini di garanzie e di sicurezze che doveva dare al suo prodotto, di come una donna che fa un mestiere in un luogo dove tradizionalmente quel mestiere è a conduzione maschile affronta tutta una serie di difficoltà. Quindi insomma abbiamo utilizzato il personaggio e la sua storia attraverso il racconto di una nostra collaboratrice, che in realtà per esempio fa la documentarista, in quel caso non fa di mestiere la giornalista, e questa storia è diventata appunto paradigma delle condizioni femminili sul lavoro, dell'iperburocratizzazione e appunto anche delle conseguenze che una pandemia ha sulla vita di una singola persona che magari è lontanissima da noi. Abbiamo pubblicato una serie sul primo Ramadan durante il lockdown, per raccontare come un evento senza precedenti impattava su una comunità di persone, no? E cerchiamo di fare questo tipo di racconto andando a prendere persone che possono raccontarlo anche dall'interno, perché una delle cose che a mio modo di vedere va variata nel giornalismo è proprio il punto di vista, no? Noi adesso abbiamo Annalisa che non è rappresentante di quel punto di vista, ma se pensiamo ai principali giornali quotidiani, intendo italiani, quanti sono? 40 con 38 direttori maschi, bianchi, over 50, insomma, no? Il paradigma è quello lì. E abbiamo un enorme bisogno di varietà e di cambiamento del punto di vista, non per amore della varietà fine a se stessa, ma perché se vogliamo porci in ascolto delle persone e offrire a queste persone il giornalismo come servizio, è chiaro che abbiamo bisogno di poterlo raccontare anche a comunità e a persone che normalmente non si sentono minimamente rappresentate.
una delle cose sulle quali sto lavorando personalmente in questo periodo è il fatto che c'è una voce che è praticamente sempre non rappresentata dal mondo del giornalismo, e che è la voce dei poveri. Allora ho letto questo straordinario libro di Volman, che è un'inchiesta che è durata 20 anni, in Italia è stata pubblicata da Minimum Fax e si intitola appunto I poveri, e lì dentro ci sono tutte le contraddizioni di chi, di una persona che fondamentalmente, no, fa un lavoro da, lasciatemi dire una cosa brutta, privilegiato tra tante virgolette, che cerca di calarsi con tutta l'empatia possibile in una realtà che non conosce. E Volman, che racconta la povertà in tutto il mondo, fa un lavoro straordinario, e però tutte le volte sente il dovere di richiamare chi lo sta leggendo al fatto che lui può solo provare a capire che cosa pensano queste persone e come vivono queste persone, perché chiaramente il suo punto di vista continua ad essere il punto di vista del narratore esterno, che è un punto di vista importante, probabilmente essenziale per un certo tipo di racconto, ma che a nostro modo di vedere richiede anche la varietà. Quindi diciamo, queste sono alcune delle cose che si possono sperimentare con questi formati. Poi naturalmente con la serialità puoi anche lavorare un po' costruendo un racconto, no? Utilizzando magari delle tecniche che non falsificano la realtà, ma che ti consentono di raccontarla, perché no, anche rendendo accattivante quello che si legge, senza fare la pornografia del dolore o della sofferenza, ma tenendo incollata la persona che ti sta leggendo fino alla fine, col desiderio di leggersi magari l'episodio successivo o di sapere come va a finire. Grazie Alberto. Abbiamo parlato di storie. Ecco, voi ne avrete raccontate tantissime. Ce n'è una che dice: questa è una cosa che abbiamo fatto che per me vale tutto il... Oddio, questo è troppo difficile. Dovevi chiedermelo ieri, così ci ragionavo stanotte. Però mentre parlava Alberto mi faceva venire in mente appunto che sempre di più, proprio in questi mesi, anche noi abbiamo sentito la fatica dell'enunciatore bianco, benestante, perché ci siamo resi conto appunto che il punto di vista rendeva le storie tutte uguali. E quindi potevi parlare di riders, di quelli che hanno perso il lavoro, però se chi scrive è sempre la stessa tipologia umana, alla fine la storia non cambia, e soprattutto il punto di vista riesce a inficiare il contenuto, nel senso che se chi si pone no, a raccontarti quella storia, no? Per esempio una storia di difficoltà economiche, di chi ha perso il lavoro, ha sempre dentro di sé un giudizio su chi ha perso il lavoro, ha sempre dentro di sé un perché è successo questo. Quando tu riesci a tirar fuori le voci e a far parlare loro, cambia tutto. E vi faccio un esempio, e sempre di più noi stiamo usando questa tecnica, quindi per dire, quando durante la pandemia abbiamo voluto raccontare le uniche persone che erano dalla mattina alla sera in movimento, i riders, abbiamo trovato il rider che in qualche modo ci raccontava la storia, abbiamo scelto noi che tipologia volevamo cercare, abbiamo cercato un cinquantenne che avesse perso il lavoro e che si fosse messo a fare quel mestiere, che non fosse in una grande città ma che fosse una piccola città. Poi dopodiché abbiamo lasciato che il racconto lo guidasse lui, quindi quel tentativo lì in realtà dà dei risultati. Se tu mi chiedi cose di cui sono orgogliosa, sì, sono molto orgogliosa di quella storia. Tra l'altro l'ho copiata a un giornale bellissimo che mi piace, forse tu lo conosci Alberto, che è Menelik, che è uno di questi magazine indipendenti, così, dove ho letto una storia di tutt'altro genere, perché questo era un ragazzo laureato, ma perché probabilmente loro pensavano al loro target, e ho detto: ma perché io non faccio una cosa del genere? Perché io non metto la penna in mano a qualcuno? Però nel mio caso la penna in mano la dovevo mettere ad uno semi-analfabeta, e lì chiaramente con l'aiuto di una giornalista che poi ha raccolto di fatto il testo, quindi il giornalista serve ancora, cioè non è che stiamo dicendoci, cioè è ovvio che tu devi dare la voce, ma poi devi aiutare a far sì che quella voce abbia la stessa forza dal punto di vista proprio narrativo che avrebbe se scritta appunto da uno scrittore di professione. Quindi quella storia diciamo mi è piaciuta molto. Però adesso, per esempio, no, quando c'è stata l'altra vicenda molto per me affrontata male, mediamente male, ma più dai social che dalla stampa, è stata quella del suicidio del ragazzino
no? Il suicidio del ragazzino adottato, e in quel caso, no, è sparito solo qui, ok, in quel caso noi in redazione abbiamo dibattuto tantissimo, perché c'erano due partiti nella redazione, cioè chi diceva è chiaro che lui ha fatto le accuse di razzismo 2 anni prima, non si può attribuire al razzismo la causa del suicidio, non si può mai attribuire la causa di un suicidio ad un fatto semplice, quindi questa semplificazione ci dava profondamente fastidio. Dall'altra parte metà della redazione diceva sì, però così cadiamo nella trappola di chi sta dicendo, quindi tutto un certo mondo di destra che dice ma no, ma non c'entra il razzismo, cioè quel ragazzino aveva dei suoi problemi. A un certo punto nel bel mezzo di questa discussione una collega tira fuori, ma sapete che qualche settimana fa ha scritto una lettrice, è una ragazza che è stata adottata, finalmente i ragazzi adottati cominciano ad avere un'età per parlare, cioè mentre prima noi abbiamo sempre sentito le storie degli adottati dai genitori, adesso si può cominciare a trovare delle storie anche molto consapevoli di persone adottate. C'è scritto questa lettrice, abbiamo deciso che quella era la strada per affrontare di striscio un tema di cui si stava parlando, cioè quello che prova un ragazzo adottato tra il dovere di sentirsi riconoscente alla famiglia che l'ha adottato, il malessere di sentirsi comunque diverso in un contesto diverso, il fatto di provare, come tutti gli adolescenti, odio per questi genitori che invece lo hanno salvato, e quindi, cioè, mentre noi ragazzi abbiamo semplicemente odiato i nostri genitori, ci siamo ribellati, per loro si aggiunge questa difficoltà del dover essere riconoscenti, l'obbligo di riconoscenza, e quindi abbiamo detto ma facciamolo raccontare a lei, e ne è venuto fuori un pezzo secondo me molto forte, molto intenso, mi ha fatto veramente venire i brividi. Quindi ti dico, le ultime storie, quelle che mi stanno piacendo molto, sono quelle che nascono da questa fatica di cercare le voci giuste per raccontare le storie che vogliamo raccontare, e devo dire che lì vedi una differenza di emozioni, e soprattutto scopri che ci sono delle emozioni che tu non proveresti mai per il semplice fatto di non essere stato adottato e di non essere diverso, perché vivi in una società che è uguale a te. Grazie, molto bello. Io giro la stessa difficile domanda ad Alberto, però penso che magari possa prendere anche spunto da quello che ha appena detto Annalisa. Vuoi sapere di quali storie siamo particolarmente fieri? Guarda, è difficile perché allora la cosa che succede quando fai una startup è che ti trovi a fare tutto. Ok, quindi io purtroppo ogni tanto dico mi piacerebbe tornare a fare il giornalista, e invece faccio l'amministrazione, la contabilità, scrivo i bandi europei, faccio le campagne abbonamento, i miei soci fanno gestione della community, facciamo il sito proprio fisicamente, ci mettiamo. Quindi è difficile reimmergersi nelle storie, ed è difficile anche perché ne abbiamo, nonostante sia una produzione molto rarefatta, no? Noi tendenzialmente produciamo una storia originale al mese, scusami, a settimana, anche se in questo periodo abbiamo per tutta una serie di ragioni una produzione un po' più cospicua. Ti posso dire che stiamo lavorando su un progetto a lungo periodo di cui sono molto contento, sul PNRR, perché questo è un tema fondativo cruciale che ci riguarderà probabilmente per i prossimi 20-30 anni. E ci stiamo lavorando per esempio con un giornalista che è un collaboratore anche di altre testate, che si chiama Riccardo Saporiti. Ci sono 3 nostri collaboratori che stanno lavorando su 3 temi a cui noi teniamo particolarmente. Anche qui nella scelta dei temi cerchiamo di trovare delle chiavi di lettura di cose che saranno fondative per il futuro. Quindi c'è un collega che si chiama Pasquale Ancona, che è stato uno dei miei allievi all'Università Cattolica, che sta lavorando sul concetto di reddito di base, cercando di uscire dalla polarizzazione, no? Dalle solite etichette, dalle norme antidivano, da tutte queste cose che invece fanno parte dell'indignazione di pancia. C'è un'altra mia studentessa, Beatrice Broglio, che sta lavorando anche lei sul PNRR, sui suoi ricaschi sulla realtà. Un'altra collaboratrice molto giovane, che è stata nostra stagista, che sta lavorando sugli algoritmi e su come gli algoritmi interverranno in maniera pervasiva nella nostra
quotidianità. Poi ci sono appunto i miei colleghi che lavorano sui loro beat, per esempio Andrea Coccia sta lavorando da tempo su una società che può reimmaginarsi senza l'uso dell'automobile come mezzo di trasporto, che sembra quasi un'eresia, no? Andrea Spinelli Barrile lavora prevalentemente su storie dal continente africano. Per esempio noi avevamo in archivio una storia stupenda e tragica allo stesso tempo sull'epidemia di Ebola, dalla quale se tu andavi a rileggere alcuni passi vedevi proprio degli step che erano già stati affrontati e che stavamo vivendo noi per la prima volta come generazione, come persone italiane negli ultimi anni, no? E si riverberava nella storia che stavamo vivendo in quel momento lì, quindi a farti vedere la contemporaneità di storie che sono state prodotte anche 2 anni prima. E io invece personalmente adesso sto lavorando sul concetto della cosiddetta cancel culture, che è una delle domande che ci è stata fatta dalle persone che ci seguono. Noi abbiamo messo in home page un po' provocatoriamente un box. La prima cosa che vedi quando arrivi sulla home page di Slow News è un box dove c'è scritto insieme possiamo fare un giornalismo diverso, e poi c'è un box che dice se hai delle cose che vorresti sapere e approfondire che arrivano dal mondo delle news, tu chiedicele. E se noi ne saremo capaci ti risponderemo con il nostro approccio slow. Quindi anche in questo modo di comunicare con le lettrici e con i lettori ci teniamo molto a farti vedere che noi non siamo i giornalisti onniscienti. A me capita, magari per rispondere ad alcune di queste richieste, di rivolgermi ad esperti, di entrare in mondi che non conoscevo. In questo caso, per esempio, sul concetto della cancel culture, che in realtà è molto lontano dalla nostra cultura, perché è molto americano, anche se ne parla tantissimo a sproposito, perché poi tu fai la notizietta sulla cosa capita male che riguarda il film della Disney, tipo Il bacio di Biancaneve, la butti lì, boom, scateni un po' di indignazione, like, dislike, click, commenti, eccetera, e abbiamo fatto un altro po' di traffico anche oggi. Per capire questa cosa qua, per esempio, mi sono fatto una lunga conference call con una classe di giornalismo in Oregon, per cercare di farmi spiegare dalle studentesse e dagli studenti che comunque rappresentano anche lì, no, un certo punto di vista, per quanto fosse diversificato e vario l'audience di quella conferenza. Alberto, se mi senti, abbiamo avuto un piccolo problema tecnico, prova a parlare per cortesia. Alberto? Non lo sentiamo più. Mamma mia. Allora. Alberto, mi senti? Io vi sento. Sì? Ok, allora ora ci siamo di nuovo. Non so dove sono arrivato però. No, beh, subito. All'Oregon. Alla classe dell'Oregon. Ok, alla classe dell'Oregon, e stiamo lavorando a questa storia, cercando di raccontare come funziona questo concetto di questa cosiddetta cancel culture negli Stati Uniti, e ci stiamo lavorando su un documento condiviso. Quindi le persone, lettrici, lettori, che siano già lettrici di Slow News o meno, possono vedere anche il processo con cui questo pezzo viene scritto. E questa è una delle cose, al di là del tipo di storie, è proprio un metodo del quale sono molto molto felice, perché quando tu hai quel documentino lì condiviso in cui tu vedi che ci sono delle persone connesse, qualcuno magari ti lascia un commento, ti fa una domanda, ti fa un'osservazione che tu magari puoi incorporare nel pezzo, no? Ti rendi proprio conto che c'è un'enorme volontà di partecipazione. Quindi, diciamo, questo metodo qua è la cosa che probabilmente mi fa più contento del progetto che stiamo portando avanti, a dimostrazione del fatto che tutte le volte che come giornalisti attribuiamo delle colpe al pubblico, no? Un grande classico del punto di vista monolitico di cui parlava anche Annalisa, è dire sì, ma è il pubblico che non vuole più essere informato. Tutte le volte che noi attribuiamo delle colpe al pubblico, nella maggior parte dei casi stiamo commettendo un grosso errore che ci allontana dalle persone. Già, il giornalismo esiste se esistono i lettori e se stiamo fornendo loro
qualcosa che a loro interessa che serva, cioè se no non ha più senso. E questo è un fondamentale che non dovremmo mai dimenticare. Iniziamo a ricevere qualche domanda e sicuramente qualche domanda verrà dalla sala. Intanto ce n'è una che posso rivolgere alla direttrice. Paola Giordano, dei nostri corsisti, dice: il giornalismo cartaceo quotidiano può sopravvivere al web? Si parla tanto della fine del cartaceo, ma oggi il cartaceo resiste. Poi si chiede anche se puntare sull'approfondimento possa aiutare anche i quotidiani, oltre ai settimanali. Mentre su Zoom dei colleghi qualcuno dice, Rosalba Tello, dice: se il cartaceo insegue il web, inevitabilmente perde. Ripensiamo al giornalismo. Ecco. Che futuro c'è per la carta stampata? Questo è il domandone. Allora, in realtà il tema della carta stampata è un tema di modello di business. Cioè, i giornali oggi sono in crisi perché hanno la stessa struttura che avevano 20-30 anni fa, quando appunto erano al massimo del loro splendore. Quindi se i giornali di carta sono in crisi è perché hanno ancora una quantità di dipendenti incredibile, dei costi pazzeschi, stanno in case editrici dove pagano per lo spazio che occupano, quindi è il modello che è entrato in crisi, non è il prodotto. Poi è chiaro che quel modello era costruito, vi faccio l'esempio di Donna Moderna, su un giornale che è arrivato a vendere 1 milione di copie. Questo 1 milione di copie oggi sono 100.000. È chiaro che da quando vendeva 1 milione a quando ne vende adesso 100.000 il numero della redazione si è praticamente dimezzato, però è ancora enorme, sovrastaffato per quello che è la possibilità diciamo di un giornale che vende 100.000 copie. 100.000 copie, credo, correggimi Alberto se sbaglio, sono quelle che vendono anche Corriere Repubblica ormai quotidianamente. Adesso è un po' che non vedo i dati, ma siamo arrivati più o meno a quelle cifre lì. I giornali 30.000, insomma i giornali più piccoli ne venderanno 30.000, 40.000. Non sono numeri bassi, cioè sono numeri assolutamente dignitosi. Cioè io quando penso a 100.000 persone, ma sono tantissime, perché se voi fate i confronti con i numeri del web è chiaro che sono inferiori, però ricordatevi che in questo caso qualcuno è andato in un'edicola, ha tirato fuori dei soldi, ha preso un prodotto e al 99% se lo legge quel prodotto perché l'ha pagato, perché non è più tenuto ad andare in edicola. Quindi sono 100.000 persone con un'intenzione di acquisto e sono numeri incredibili. È quello che, quindi, cosa dovrebbe fare la carta per continuare allora, probabilmente continueranno a diminuire, ma probabilmente ad un certo punto si fermeranno e ci si assesteranno. È molto facile che moriremo prima di questo assestamento, ma perché non siamo stati in grado di aggiornare il modello di business? Non perché, cioè, moriranno, no, perché sono arrivati a 0 elettori, ma perché non siamo stati in grado. Poi ovvio non è un'incapacità delle case editrici, è anche dovuto un po' a tutto il sistema Italia e a tutta una serie di questioni legate, cioè molto più facile oggi pensare un giornale da zero e crearlo, piuttosto che riuscire a far andare in positivo un giornale che già vende 100.000 copie. Sembra incredibile, ma è così. Però facciamo finta che non esista questo problema, no? E che i giornali siano sani e che non ci sia appunto il rischio di morire per questo motivo. In realtà i quotidiani già hanno fatto quel cambiamento, ma già da tantissimo tempo. Cioè se voi leggete i quotidiani ogni giorno trovate una quantità di commenti, una quantità di approfondimenti che è incredibile. Quello che è impossibile è reggere un ritmo quotidiano di qualità di approfondimenti, e quindi è questo quello che noi oggi soffriamo probabilmente nel giornalismo quotidiano. Cioè l'approfondimento c'è, ma è un approfondimento sbrigativo, perché cioè, non è che tutto il giornalismo approfondito sia un giornalismo buono. Cioè il giornalismo approfondito, se tu lo fai comunque di fretta o in maniera raffazzonata, perché oggettivamente si lavora malissimo in questo momento anche a livello di atmosfera all'interno dei giornali, quel giornalismo là diventa appunto un'arma contro di te. Vi ho fatto l'esempio su quante volte hanno preso le cantonate nel commentare, nel giudicare dei fatti, poi il giorno dopo senza neanche fare un mea culpa subito cambiano versione. Questa è la cosa che ti fa allontanare dai giornali di carta. Quindi la vera cosa che bisognerebbe fare è diminuire la foliazione, avrebbe
avere il coraggio di fare giornali alla Le Monde, giornali internazionali con meno pagine, perché tu non puoi reggere cioè continui a riempire spazi senza dare nulla. Quindi diminuire le pagine, migliorare la qualità di quelle pagine, avere il coraggio di non dire. C'è l'altra cosa che ti allontana tantissimo dai quotidiani qual è? È che loro non riescono a non uscire il giorno dopo in copertina con la notizia del giorno prima, con la raccolta dei fatti del giorno prima. E quando, cioè, mitico il fatto, credo alle elezioni di Trump era successo che erano usciti con praticamente la vittoria di Hillary, oppure a quella precedente. Insomma, è successo che siccome alle 2 qualunque cosa sia si manda in rotativa il giornale, loro escono con lo stato delle news che è arrivato alle 2 anche sul numero di morti di una strage, e poi chiaramente il giornale esce già vecchio, magari dentro ha delle cose interessantissime, però tu guardi la prima pagina e dici vabbè, ci incartiamo il pesce e non lo guardiamo più. Quindi avere il coraggio anche per i quotidiani di dire ok, allo stato in cui abbiamo mandato in stampa il giornale questa notizia non c'era ancora, non era conclusa, ci prendiamo il lusso di aprire con altro, perché tanto quel bisogno informativo viene soddisfatto da infiniti altri mezzi. Quindi questo sarebbe, chiaramente il quotidiano non è il mio business, però questo ve lo sto dicendo quasi più da lettrice, da fruitrice del quotidiano. Io come li leggo oggi i quotidiani? Leggo le newsletter, guardo l'elenco dei commenti scelti da chi fa la newsletter e vado a leggermi quei commenti lì. Non ho neanche più bisogno di sfogliarmi le 40 pagine, perché appunto non ci trovo nulla di veramente interessante. D'accordo. Qualche editore di quotidiano, magari è tra noi, forse può intervenire. Comunque, invece intanto vorrei chiedere ad Alberto una cosa, perché noi abbiamo parlato di qualità. È vero, cioè quello che dici tu è verissimo, cioè chi va in edicola compie lo sforzo di andare in edicola, di spendere dei soldi per leggere un prodotto perché è interessato. Questa regola, io sono convinto che deve valere anche sul web, perché il problema è Sicilian Post, parlo per la mia piccola esperienza, non ha milioni di visualizzazioni ogni giorno, però ha un tempo di permanenza sulle pagine, ha un tempo di sessione e dei dati relativi alla frequenza di rimbalzo, non entro nel tecnico, che però ci dicono che chi entra sul sito legge. Quindi il punto è, e credo che su questo veramente Alberto e i ragazzi di colleghi di Slow News siano maestri in questo, perché hanno creato un modello diverso e hanno provato un modello di business, perché di questo stavamo iniziando a parlare, molto molto particolare, che è un tentativo che ci piace, ecco, ascoltare, no? Anche perché per capire un po' la strada, perché è chiaro, tu dirigi una testata che ha un editore importante che è strutturato. Il caso di Alberto, ovviamente nasce un progetto che nasce, correggimi se sbaglio, assolutamente dal basso, da alcuni giornalisti. Assolutamente sì. E che fa una scelta radicale a proposito di scelte radicali, ma in realtà anche le scelte di cui sta parlando Annalisa è scegliere di non dire, scegliere di uscire con meno pagine, sono scelte radicali. La nostra prima scelta radicale è stata niente pubblicità, che è una scelta che una realtà già strutturata, che esiste già, che ha già una struttura di costi basata sul modello di business ibrido che prevede la pubblicità come enorme volano di ricavi, può fare difficilmente, no? Cioè, quello che vi raccontavo prima, quando mi sono presentato, era proprio l'idea: se faccio qualcosa da zero, almeno provo a farla in maniera completamente diversa. E questo non significa che un gigantesco giornale possa oggi con un click fare la stessa cosa. Io personalmente penso che, soprattutto per quello che riguarda l'informazione quotidiana, il connubio pubblicità giornale ha fatto il suo tempo, ma non, perché la crisi che viviamo, la crisi del modello di business di cui correttissimamente parlava Annalisa, è una crisi proprio anche del mercato pubblicitario. Cioè, nel frattempo sono arrivate, ci piaccia o meno, le piattaforme che sono contemporaneamente i posti dove dobbiamo andare a pescarci lettrici e lettori, ma dall'altra parte anche dei nostri competitor, no? E allora, fin tanto che non si capisce come fare
a regolamentare queste piattaforme che rappresentano dal punto di vista dell'oligopolio che gestiscono una gigantesca anomalia. Parlo proprio in termini sia di raccolta pubblicitaria sia soprattutto di raccolta dei dati delle persone, e nel frattempo dobbiamo cercare delle soluzioni diverse. Diciamo, la brutta notizia è che non c'è una soluzione uguale per tutti. La bella notizia è che ci sono un sacco, ma veramente un sacco di persone in Italia, nel mondo, che stanno provando a fare cose diverse. Soltanto in Italia io conosco per esempio tra quelle meno note, diciamo meno note tra gli addetti ai lavori, perché poi stiamo sempre parlando di realtà di nicchia, vale la pena di ricordarlo. C'è un magazine locale bellissimo che si chiama L'Ora del Pellice, nella come si chiama? La Val di Pellice, appunto. C'è un progetto che è nato in Sardegna che si chiama Indip, che si ispira ai precetti, ai principi dello slow journalism. Ci sono tante realtà che cercano di fare cose e ognuno trova la sua via. Come dicevo prima, io credo che ci sia anche bisogno di un po' di coraggio e di fare a volte delle idee un po' matte, no? Poi a me capita anche in questa sorta di percorso personale, anche mio, di economia circolare, perché una delle strade che scegliamo in Slow News è di diversificare quanto più possibile le fonti di entrata, quindi magari organizziamo dei corsi, facciamo appunto, come dicevo, partecipiamo a bandi europei, cerchiamo di lavorare per diversificare queste fonti di revenue, mantenendo la nostra indipendenza da quello che è il mercato pubblicitario, nel quale per scelta non vogliamo entrare. E a volte mi capita anche, dovendo diversificare anche le mie fonti di entrata, di essere chiamato a fare delle consulenze in gruppi editoriali, no? Ogni tanto dico, un po' scherzando a mia moglie, secondo me mi chiamano perché un po' si innamorano di questa idea del freak che viene a dirti la cosa strana, quindi duri un po', poi dopo arrivederci, grazie, no, era troppo strana, vai. Quindi diciamo, io cerco di fare sempre degli interventi molto calati nella realtà, no? Perché non è che tu puoi andare a dire a qualcuno, bene, hai un giornale, da domani mattina basta pubblicità, sarebbe una roba da matti. Però ogni tanto mi chiedono, facci la proposta, una proposta un po' più conservativa, una proposta un po' meno conservativa, e facci la proposta, come si ama dire, con l'anglicismo disruptive, no? Quella che non ha mai fatto nessuno. Allora un giorno mi è capitato di fare questa proposta ad un quotidiano che non nominerò, dicendo, ma voi volete fare un redesign completo, cioè questo era il compito che mi davano, un redesign completo di tutta l'esperienza, sia sulla carta, sia sul web, di tutto quello che facciamo. Allora dicevo, primo equivoco che dobbiamo sgombrare e levare di mezzo è fare redesign non vuol dire ridisegnare il sito o cambiare il font, ok? Sono due cose diverse. Quello è soltanto il design estetico, il layout, come si presenta. Fare redesign, se parliamo di giornalismo in termini di prodotto / servizio, vuol dire riprogettare i flussi, vuol dire decidere, per esempio, che ne so, che invece di pagare una redazione di Nera per fare 1500 pezzi in 3 anni sul medesimo caso di cronaca, dati veri, sono numeri più che plausibili, la pago per seguire quel caso di cronaca su una sola pagina web che diventa la migliore pagina possibile su quella storia lì, per esempio, o su quelle 20-30 storie che stiamo seguendo in quel momento. Vuol dire ridisegnare i rapporti con il pubblico, vuol dire che ci sono dei giornalisti che possono magari assumere dei ruoli che cominciano ad emergere in realtà non necessariamente italiane, ma anche in realtà italiane, no? Si parla per esempio di engagement editor, cioè quella persona che è deputata all'interazione, al coinvolgimento delle persone, che cosa fa? Oppure c'è una bella realtà in Olanda che si chiama The Correspondent, che ha il conversation editor, che ha come compito quello di andare nelle sezioni commenti e di stimolare la conversazione, che ovviamente, se stimolata correttamente, si mantiene sempre molto alta. E comunque, per farla breve, la mia proposta disruptive per questo quotidiano è stata: volete fare questo percorso di redesign completo? Perfetto. Allora sapete che facciamo? Lo progettiamo per bene per 1 anno, poi arriviamo alla prima settimana di agosto e diciamo che per 3 settimane non usciamo e ci rivediamo l'1 di settembre. Ovviamente era troppo disruptive, mi hanno guardato come un matto e poi me l'avevano chiesto loro di fare disruptive. E poi hanno preso, diciamo, quella un po' meno conservativa, senza però esagerare troppo. Detto questo, proprio siccome non c'è la soluzione, il modello di business che vale per tutti, credo ci sia proprio bisogno di sperimentare, osare, avere coraggio, magari lanciare dei piccoli prototipi, testarli, vedere se funzionano, no? Con dei gruppi di lavoro dedicati, e fare quello che nelle altre industrie
si è sempre fatto, cioè la ricerca e sviluppo. Noi, per esempio, il vantaggio di avere una tua startup è che tu puoi fare ricerca e sviluppo praticamente tutti i giorni, perché è un cantiere a cielo aperto, no? E questa è una cosa bellissima, insieme a tutte le difficoltà del caso che ti porta. Sicuramente molto interessante, anche perché io credo che il tema del business model del giornalismo sia qualcosa che in realtà deve interessare i giornalisti. Cioè il punto è, io qui ho il piacere di parlare con molti giovani colleghi. Il punto è, non si può più pensare che il giornalista sia semplicemente colui che trova una buona storia e la racconta. Quello è un privilegio al cui noi arriviamo a un certo punto nel dire, bene, ho trovato il modo di poterlo fare. Cioè, questo lo dico perché io ho sempre guardato, noi avremo tanti ospiti in questa settimana di lavori, però alcuni sono reporter di fama internazionale, che però magari lavorano con un ex articolo 1 assunti in un giornale, per intenderci il cosiddetto tempo indeterminato. Cioè, io posso anche aver voglia di andare a fare i servizi in Medio Oriente, però non la trovo la testata che mi paga e mi sovvenziona questa cosa, ammesso che io sia abbastanza bravo poi da poterli fare, ma quella è un'altra questione. Però il punto è, il business model è qualcosa che ci deve interessare, ma ci deve interessare anche per, secondo me, alla radice del fatto quello che io faccio deve avere un riscontro anche economico, e questo è molto correlato anche all'interesse. Un giornale vende perché interessa, e questo è un altro punto. Tornando a Donna Moderna, ecco, senza entrare nel dettaglio specifico della composizione scusate, forse la professoressa Di Stefano la vedo sempre collegata, però mi sa che... Ci sono, Giorgio, Bene, grazie. professoressa, ok, vediamo se riusciamo a mandarla a video, così... No, temo di no, ho chiesto assistenza tecnica e vi chiedo scusa. In Però la tempi di sentiamo. post-pandemia. Benissimo, non volevo però interrompere il dibattito, vi stavo ascoltando, se volete intervengo dopo, come ritenete? Per noi è indifferente, prego, ormai ci siamo, prego, è un piacere comunque averla con noi. Grazie a voi, un saluto carissimo di benvenuto a tutti e a tutte. Ho ascoltato davvero con piacere gli interventi di questa mattina, grazie ai nostri due relatori, ad Alberto Bugliafito, alla nostra direttrice di Donna Moderna che in passato ho avuto modo di incrociare in occasioni diverse e avrò, spero, il piacere di rincontrare a Catania molto presto. Cercherò di essere presente a scuola anche per un saluto a tutti i partecipanti e a tutte le partecipanti. Il workshop di giornalismo ha una tradizione oramai a Catania, come è mostrato anche dal numero importante di partnership che ha raccolto nel tempo. La Scuola Superiore di Catania è stata sempre una comunità accademica e studentesca che è aperta al territorio ed in particolare che ha maturato una collaborazione stretta con Giorgio Romeo, con la Fondazione ed è per noi un motivo di grande piacere e orgoglio poter ospitare qui relatori, relatrici, ma anche partecipanti di diversa provenienza e di indiscusso prestigio. Molto bella l'idea di iniziare dallo slow journalism. Io seguo da poco personalmente questo nuovo modello, lo apprezzo particolarmente e mi ritrovo da profana nei discorsi che sono stati fatti questa mattina, in particolare l'importanza dell'approfondimento, il ritorno al cartaceo, le storie raccontate in modo diverso in una cornice, in un contesto globale di iperconnettività e di velocità mediatica senza precedenti. Abbiamo bisogno di lentezza, abbiamo bisogno di meditare le storie, le notizie e soprattutto abbiamo bisogno di professionalità che sappiano raccontare in modo corretto, puntuale, trasparente, onesto. In questo abbiamo tanto
tanto bisogno di professionalità nel panorama italiano ed europeo, il mondo che cambia. A partire dai territori. Per questo siamo particolarmente orgogliosi di ospitare in presenza a scuola questo evento per un ritorno alla narrazione attraverso i luoghi, attraverso le persone. Una cosa che mi ha molto colpito e fatto riflettere in questi mesi di chiusura forzata è stato il ruolo di quei giornalisti che non hanno mai smesso di raccontare storie anche in classe, nelle zone rosse, a partire dagli ospedali. Tanti amici giornalisti in prima linea mi raccontavano storie inedite che non arrivavano al grande pubblico, bellissime, di vite, di sanità, di buona sanità, di grande solidarietà. Ecco, il ruolo di trincea di queste figure professionali è stato tante volte raccontato. Oggi il panorama cambia, andiamo verso un ritorno alla normalità. Il ruolo di questo giornalismo, il giornalismo sul campo, il giornalismo sui territori, il giornalismo lento, il giornalismo che valorizzi aspetti marginalizzati o trascurati del dibattito pubblico, a partire da tante questioni che interessano le politiche, le pari opportunità, che io seguo con particolare attenzione in Ateneo, le politiche di genere, il tema del femminile che è stato ricordato prima. Belli gli esempi che sono stati fatti ed è importante parlarne, importante tornare a parlare di questi temi che dividono il grande pubblico, che plasmano un po' l'opinione pubblica, ma che spingono verso riforme. Io mi occupo di questioni giuridiche e so quanto sia importante il ruolo della buona e corretta informazione in termini di progressione verso modifiche normative, legislative che portano il nostro contesto sociale, culturale in una direzione nuova e diversa. Il ruolo dei giornalisti e delle giornaliste è fondamentale. In Italia e in Europa anche la Commissione europea, per esempio, sta molto investendo per esempio attraverso i finanziamenti di Horizon Europe, nella ricerca sul ruolo dei media in rapporto alla società civile, non solo alle istituzioni pubbliche, agli attori pubblici, ma anche agli attori privati, e al ruolo dell'opinione pubblica internazionale nella costruzione delle politiche. Di questo e molto altro continueremo a parlare, parlerete. Ribadisco il mio apprezzamento personale e quello della scuola tutta, dei coordinatori di classe, nomino anche il professor Giuseppe Angilella per la classe delle scienze sperimentali, della presidenza della scuola, della quale riferisco il saluto. La professoressa Maugeri ringrazia e saluta tutti gli intervenuti. Vi auguro buon lavoro, buona permanenza per chi sarà qui a Villa San Saverio e a Catania, con l'augurio di ritrovarci prestissimo in sede a preparare le prossime edizioni. Grazie Giorgio e grazie a voi. Grazie professoressa. Siamo felici, ecco, che sia riuscita a collegarsi, a inserirsi. Finisco la domanda che stavo facendo e poi passiamo a un po' di domande dal pubblico, e ci arrivano anche dagli altri corsisti che sono collegati, o dagli ospiti su YouTube, e dai colleghi su SIGEF un po' da tutta Italia. Allora, stavamo parlando del fatto che un giornalista oggi debba necessariamente conoscere molte cose, non solo avere una capacità di raccontare. Questo però intanto mi consente di chiedere un po', a Donna Moderna ci sono tante firme interne, ma ci sono anche delle firme esterne, sono collaboratori. Immagino che qualcuno sia anche un po' più giovane in questo senso, e questo è sicuramente un messaggio importante, ecco, anche per il futuro.
Che spazio c'è? Esiste ancora uno spazio per i giovani in un contesto come questo? Certo, assolutamente sì. Purtroppo non più dentro le redazioni, perché sono anni che noi non possiamo più assumere. Penso che chi voglia fare questa professione si sia un po' scontrato con questa difficoltà di ottenere il famoso articolo 1. E questo nasce non da una non volontà, siamo tutti consapevoli che in realtà le voci giovani servirebbero dentro, però come vi raccontavo prima, se il modello di business è bloccato perché abbiamo dei numeri da vecchi dati di vendita, è ovvio che questa cosa è difficile che accada. E per farvi un esempio, io ho un'unica millennial, perché chiaramente essendo una redazione storica, forse io sono anche la seconda più giovane della redazione, e tutti gli altri sono molto più maturi. Abbiamo un'unica millennial che in realtà ha un contratto che viene rinnovato ogni anno, e io esigo che lei sia presente in ogni riunione di redazione, e poi essendo anche molto timida, perché poi ti trovi davanti a questi insomma super esperti, dico sempre: Silvia, vorrei la sua voce a questo proposito, e lei arriva sempre con il suo commento su di una storia, con il suo punto di vista, che è sempre dirompente. Quindi c'è proprio un bisogno di avere queste voci. Adesso ne ho già prese 2 che probabilmente conoscete, di Ilaria Gaspari, che è una filosofa trentenne bravissima, e la Jennifer Guerra, che è uscita con questo saggio sull'amore 25enne, che veramente mi ha colpito. Ho finito di scrivere una mail proprio adesso dicendo: adesso aspetto le tue proposte. Quindi cerchiamo di allargare il più possibile, di aprire il più possibile ai giovani, consapevoli però che c'è sempre un po' questo dilemma. Beh, voi venite da una scuola, io sempre di più mi trovo a rispondere ai giovani che vogliono scrivere: hai fatto una scuola, hai imparato, perché ecco, io non ho fatto una scuola di giornalismo, o meglio l'ho fatta dopo, però ho iniziato a 17 anni con dei redattori che mi insegnavano. Quello che manca oggi nelle redazioni è la capacità e il tempo per insegnare, per fare scuola ai giovani. Quindi la richiesta che facciamo è che abbiate almeno imparato quello che c'è da imparare in una scuola, e che arriviate qua già con una preparazione insomma perlomeno di questo tipo. E chiaramente gli spazi non sono tantissimi, per cui io non leggo mai curriculum. Se uno mi ha detto ho fatto la scuola, ok, mi fido. La seconda domanda che faccio è: mandami delle storie, delle proposte, e non farmi la proposta modello web che potrebbe farmi chiunque, modello web modello web di femminile sul web, quindi neanche Sicilian Post come modello, neanche Sicilian Post, cioè non modello web nel senso di news, ma modello web 10 modi per depilarti, cioè queste cose qui io non ne ho bisogno di storie. E infatti chi riesce a scrivere da noi è chi porta storie, e quello lì avrà sempre la precedenza su tutti gli interni, su tutti i risparmi che possiamo fare, perché i giornali di quello hanno bisogno, tutti hanno bisogno di quello. Quindi sì, c'è spazio. Certo. C'è una... prego. Beh, decidetevi. Prego, il microfono qualcuno lo può portare, Paola, per cortesia? Grazie. Se per cortesia poi si può anche presentare, oltre a fare la domanda. Aspetta, forse prova? Sì. Sì, io mi chiamo Dario Vetrano, non sono un giornalista, sono appassionato di comunicazione, lavoro in tutt'altro settore commerciale, strategico, però sono un appassionato lettore e leggo quotidiani, soprattutto uno a cui sono molto affezionato da quando avevo 10 anni, e mio padre ferroviere portava questo importante quotidiano nazionale a casa, di cui appunto sono un lettore un po' deluso, perché parlavamo prima della crisi di credibilità del giornalismo. Quindi volevo chiedere, ho 2 domande per la direttrice di Donna Moderna. Una per quanto riguarda la credibilità, quindi quanto conta avere un certo tipo di editore, e in Italia ormai si parla soprattutto di grandi gruppi industriali, su il senso unico del punto di vista delle storie che si raccontano, quindi del maschio bianco, e in Italia soprattutto si parla di grandi gruppi industriali, soprattutto per certi temi che riguardano appunto i poveri, di cui parlava Alberto prima, temi che insomma sono all'ordine del giorno.
Quindi quanto contano anche gli sponsor del giornale, chi mette i soldi, la pubblicità su temi a senso unico di cui a volte si sente parlare. Un'altra domanda sempre per la direttrice, poi ne ho una per Alberto, è quando si sceglie di non pubblicare qualcosa nella redazione del martedì, non si rischia di andare contro il principio stesso del giornalismo, che è quello di non bucare la notizia? Io sono un manager e sono un fan di scegliere e di prendere decisioni migliori con le migliori informazioni che abbiamo in quel momento specifico. Non posso aspettare fino all'infinito per prendere una decisione. Quindi chiedo, a volte questa non si trasforma in una trappola nel decidere di non pubblicare qualcosa perché magari non si può pubblicare o non si deve pubblicare? È una domanda semplice. E poi ne ho una per Alberto, che abbiamo parlato di un contenitore come se fosse Netflix, quindi abbiamo parlato del come si fa giornalismo in modo slow, ma forse sto facendo domande scomode. Il microfono. E si spegne da solo il microfono. Prova. Quindi abbiamo parlato del... Mi sentite? Giuro che non siamo noi che ti abbassiamo il microfono. Quindi abbiamo parlato del come ed è un contenitore. Netflix ovviamente non ha né una linea politica e non ha neanche uno spettatore di riferimento. Quindi chiedo, Slow News ha una linea politica, ha un target di riferimento o è soltanto un contenitore? Quindi queste sono le 3 domande, 2 per la direttrice e una per Alberto. Lui è andato peggio. No, ma è una domanda, non è una critica, è veramente una domanda, anche perché io non ho mai letto Slow News. Scusate, in relazione a questa domanda ultima, Giovanni Tamburino, altro corsista, scrive: rispetto alla questione del lettore, è più utile concentrarsi su un pubblico predefinito o è possibile educare nuove fasce allo slow journalism rispetto alle flash news tipiche del nostro tempo? Questa è una seconda domanda per Alberto che si può agganciare, però prego. Allora, prima domanda, sì, conta tantissimo sia la proprietà e sia la pubblicità. Non so se voi leggete il post di Luca Sofri, che credo ne abbia fatto praticamente un piano editoriale, quello di raccontare le commissioni tra una determinata proprietà e quello che succede nei quotidiani a causa della proprietà che hanno e anche a causa degli investitori pubblicitari. È divertente, io lo seguo, c'è questa newsletter che si chiama Charlie, che di fatto ogni settimana proprio mette a confronto come alcune notizie appaiono sul sito, poi subito dopo qualcuno se ne accorge perché quello sotto accusa è l'investitore e quella notizia semplicemente sparisce, oppure il numero di volte che Urbano Cairo riesce a comparire nello stesso numero del suo giornale, no? Quindi non c'è dubbio che ci sia un peso molto molto forte da parte della proprietà, però c'è un margine che i giornalisti hanno e che stanno perdendo, perché secondo me c'è una profonda crisi di motivazione nel giornalismo, c'è una profonda disillusione, cioè molti di quei contenuti non sono esplicitamente richiesti, cioè sono fatti come forma proprio di piaggeria, devo farlo perché quella è la proprietà, cioè sono tenuto a farlo prima ancora che ti venga chiesto. E secondo me lì c'è margine, perché allora molti nuovi editori che sono entrati adesso nel mercato editoriale magari non hanno quella cultura dei vecchi editori, però vi faccio un piccolo esempio personale che è legato alla Mondadori. E cioè, sappiamo è un editore pesante quello che abbiamo noi in Mondadori, però è l'editore, vi ricordo, è il primo editore di Saviano, è il primo editore di tanti contenuti e di tanti autori che cioè ha pubblicato Mondadori tantissimi autori che hanno anche attaccato molto, molto violentemente la proprietà. C'è una mentalità da parte della famiglia proprietaria di Mondadori che in realtà assomiglia molto alla mentalità del vecchio editore, cioè quella comunque il business prima di tutto, e quindi se questo libro ti fa vendere copie a me non interessa, se questo tipo di giornalismo ti fa vendere vai avanti così. E quindi io per esempio con Donna Moderna non ho mai avuto una pressione di alcun tipo, e anzi mi sono sentita dire dalla presidente: verranno in tanti a mio nome, tu controlla sempre che chiama, fammi sapere se effettivamente sono io che mando.
E devo dire, tanti sono venuti a suo nome, mai è venuta lei o da parte di suo padre. Quindi che cosa vuol dire? Che forse i giornalisti dovrebbero avere un attimo più di coraggio e, se si trovano davanti ad editori nuovi, provare ad educarli, cioè far capire che così quella crisi di fiducia là è il danno più grande che puoi avere nei confronti dei tuoi lettori. Cioè io ho sempre detto, se mi metto a fare politica col mio giornale ospitando un'intervista di tipo politico, comunque noi abbiamo avuto per tanti anni in politica insomma, il padre della Presidente dei Mondadori, se noi ci mettiamo a fare articoli di questo tipo, i nostri lettori li abbiamo persi ed è bastato quello, semplicemente quello, per non dover mai fare un'intervista a Silvio Berlusconi. Quindi questo è importante che si capisca, c'è sempre un margine e poi ovviamente quando l'editore insomma non ne vuol sapere niente, e c'è anche un margine per contrattare con la pubblicità, perché chi fa pubblicità sui giornali vuole che quei giornali vengano letti. Quando tu gli dici, se tu mi fai fare questa cosa, tu che investi sul mio giornale e mi costringi a fare un pezzo del genere, io perdo la fiducia dei miei lettori, quindi ci perdi anche tu che ci metti soldi in questo giornale. Allora si ottiene la loro collaborazione per trovare una forma più corretta, più trasparente per in qualche modo aiutarli. Quindi io sono convinta che si possa fare una cosa del genere. Seconda domanda, me la sono dimenticata, aspetta. Ciò che non viene pubblicato, hai ragione, il tema di bucare la notizia è l'angoscia che io ho dovuto superare 10 anni fa, quando ho cominciato a dire ai miei colleghi cominciamo a non pubblicare. Però io vi domando, oggi Carla Fracci muore, c'è bisogno che io una settimana dopo dia la notizia? Cioè ho bucato quella notizia? No. Cioè semplicemente non avendo la storia incredibile della sua tata, cioè quello vi sto dicendo, se io per caso becco come unica la storia incredibile della tata che l'ha cresciuta, allora sì, certamente la pubblico anche io una settimana dopo, ma anche un mese dopo, ma anche un anno dopo. Se invece si tratta semplicemente di timbrare il cartellino di una notizia, non ha più senso, cioè noi viviamo immersi nelle notizie, cioè noi viviamo in un mondo digitale e questa cosa di fatto libera tantissimo chi fa il giornalismo come il nostro, libera dal dover timbrare il cartellino, che ci fa perdere un sacco di tempo, cioè quelle 600 news al giorno che faceva Alberto col suo sito, cioè quella è una cosa che ti distrugge, lavorare in quel modo ti distrugge, cioè essere liberi dal fatto di non dover fare quel tipo di informazione, ma poter scegliere, nasce chiaramente dalla comprensione dell'ambiente in cui viviamo immersi, dove è impossibile che una notizia non ti raggiunga. Quindi prendo atto di questo e non lo considero bucare una notizia. Chiaramente questo è applicabile sia sulla carta in un concetto come il vostro, ma anche sul web, su dei progetti come quello di Alberto, e nel nostro piccolo aggiungo anche il nostro, cioè anche il Sicilian Post, non necessariamente, cioè, qualcuno mi ha detto non siete usciti subito con 15 notizie sulla morte di Franco Battiato. Abbiamo fatto, noi abbiamo una playlist che esce, si chiama Sicilian Playlist, che esce il sabato, e l'abbiamo fatta con una prospettiva un po' diversa sul Battiato in dialetto, cercando di fare una cosina per quanto... Ma cioè, a quel punto cosa potevamo fare? Cioè, o fare l'attaccamento morboso, andare sotto casa a Milo e aspettare qualcosa che non ci è proprio. E la notizia era quella, era già stata data, e allora dico, o io ho un approfondimento perché ho una testimonianza di qualcosa, allora ha un senso. Se no, questa cosa, partendo dal presupposto che esistono i siti di breaking news, esistono le agenzie che fanno molto bene il loro lavoro, allora un progetto che sia orientato allo slow journalism forse non ne ha bisogno, ma non è che non ne ha bisogno perché siamo capricciosi e non lo vogliamo fare, non ne ha bisogno perché al nostro lettore forse non è quello che si aspetta, ecco. Quindi questo credo che sia il punto, e penso che sia condiviso. Prego Alberto, hai bisogno... Io me la ridevo mentre parlava Annalisa, perché quando hai detto quelle 600 news ti distruggono, ma ti distruggono fisicamente. Cioè, no, lo so, mentre lo dicevi stavo male io. Allora, dettaglio personale, io sono diventato iperteso a 35 anni. No, mamma mia. no, Il mio medico mi ha detto: che vogliamo fare, rallentiamo o ti fai venire un ictus entro i 40? Quindi cioè, è proprio una roba che ha delle conseguenze sul fisico, sul modo in cui concepiamo. Infatti
è devastante proprio fisicamente, e voi avrete la fortuna, poi ovviamente rispondo alle 2 domande, voi avrete la fortuna di sentire venerdì, se non sbaglio, quindi domani, no? Un signore che si chiama Jeff Jarvis, che nel 2007 ha scritto un pezzo che si intitola Cover What You Do Best, Link to the Rest, che vuol dire copri giornalisticamente quello che sai fare meglio e linka il resto. Nel 2007 sono passati 14 anni, quindi voglio dire, oggi per esempio discutevo un po' con dei colleghi, no, su questa questione del video della funivia che citavi già anche tu, Annalisa, prima, e dicevo, a parte che dovremmo metterci d'accordo su che cos'è o no uno scoop e su quando effettivamente ha senso o meno pubblicare un determinato video, perché insomma, se è un video che non è che c'è qualcuno che sta cercando di occultarlo e tu lo pubblichi, boh, non lo so, non so bene nemmeno io perché, potremmo cominciare ad interrogarci su quel tipo di cose lì. Ma dall'altra parte, una volta che l'ha pubblicato uno e quella roba lì, nell'era della riproducibilità tecnica di qualsiasi cosa, sta facendo il giro da tutte le parti, boh, io se proprio ritengo di doverti dare la possibilità di andare a vederlo anche dal mio giornale, ci metto un link. Cioè non è che c'è qualcuno che ci sta cercando di occultare qualcosa, quindi io sono assolutamente d'accordo con Annalisa e rivendico il diritto di scegliere di non pubblicare, ma non per nascondere, occhio, no? Ma perché non c'è bisogno di ridire quello che hanno già detto tutti e quello di cui stanno parlando tutti, a meno che tu non sia in grado di dirlo da una prospettiva completamente diversa rispetto a quella che è stata presentata fino a quel momento lì. Fine della postilla sulla produzione massiva di news e sul non dire. Allora, io ringrazio tantissimo per entrambe le domande. La prima bellissima, la linea editoriale politica. Certo, Netflix è un contenitore, cerca anche di darti solo quello che ti piace e non gliene frega niente di quali siano le tue idee, e anche costruire un contenitore del genere è fare politica, no? Cioè adesso dico una delle mie cose radicali, tutto è fare politica, partecipare a questo evento da qui e volerci essere anche se non particolarmente in forma, il modo in cui io compro, il modo in cui mi informo, le mie attività come cittadino sono politica, no? Quindi figurati se non è politica fare un tuo piccolo giornale. E certo, noi abbiamo una linea editoriale, una linea politica, abbiamo un manifesto sul nostro sito, e se vuoi lo posso riassumere così: siccome non abbiamo altri stakeholder, altri portatori di interessi che non siano le nostre lettrici e i nostri lettori, nel senso che avendo un modello di business basato fondamentalmente sulla membership, noi se perdiamo lettrici e lettori ai quali ci riferiamo con le nostre idee, non abbiamo più senso di esistere, ma al tempo stesso a quelle lettrici, a quei lettori facciamo una proposta di valore che è la nostra linea editoriale, ok? E non avendo altri stakeholder che non siano le nostre lettrici e i nostri lettori e le nostre idee che proponiamo a loro, dobbiamo tener fede a questa linea editoriale che proponiamo, e che posso riassumere così: Slow News è un giornale prima di tutto dalla parte degli ultimi, ok? Credo che con questa definizione qua si riassuma abbastanza bene un intero progetto. Dopodiché, appunto, con il nostro manifesto cerchiamo di raccontare, di esplicitare un po' meglio che cosa voglia dire questo, e cerchiamo di essere dalla parte degli ultimi anche quando parliamo di persone che lavorano, no? Per esempio, una delle cose che facciamo per avere un impatto anche nell'ecosistema giornalistico, non soltanto sul pubblico, è cercare storie e cercare di pagare le persone bene quando lavorano a quelle storie, visto che abbiamo il vantaggio che possiamo produrre per nostra scelta poche storie all'anno, e quelle storie lì cerchiamo di pagarle il giusto. E infatti nel form che abbiamo sul sito per chi vuole proporci le storie, chiediamo anche di farci una sorta di preventivo. E la cosa che si scopre purtroppo è che, vabbè, delle volte ti arrivano delle cose completamente spropositate, perché probabilmente le persone pensano che avendo noi un giornale siamo dei ricchi industriali, ma non è così. Dall'altra noti che purtroppo c'è un'enorme tendenza al ribasso da parte di colleghe e colleghi, che ti fanno la propostina, il compitino, no? Un po' quello che diceva Annalisa, le 10 cose, le 3 interviste. Guarda, ti faccio 3 interviste, dammi 50 euro e va bene. E tu dici, oddio, sto malissimo, forse non ho saputo spiegarmi bene, no? E anche questo è fare politica. Cercare di dire il freelance va tutelato, e per tutelarlo l'unico modo per tutelarlo è pagarlo bene,
in modo che sia libero di scrivere, di dire quello che ha scoperto, quello che desidera raccontare, quello che concordiamo assieme per il nostro pubblico. E quindi, insomma, spero di averlo fatta un po' lunga, ma spero di aver risposto alla questione politica e alla questione dell'uscire semplicemente dal concetto di contenitore. Quanto al pubblico predefinito e a educare allo slow journalism, allora io sono sempre un po' allergico alla parola educare. Sono d'accordo che se non si genera in qualche modo un'offerta non si stimola la domanda, no? Se vogliamo usare beceri termini da mercato, se io continuo a produrre contenuti corti, veloci, tutti uguali, i 600 famosi che facevo all'epoca, dentro ai quali magari c'è qualcosa di valore, ma capisci, è totalmente diluito, che quel valore rischi di non farlo nemmeno più percepire. Che cosa sto facendo? Non solo non sto dando una mano al pubblico, alle persone a capire che esistono altri modi di fare le cose, ma non sto proprio neanche stimolando la domanda per un tipo di giornalismo diverso. E a volte mi dico che forse dovremmo educare noi stessi prima di tutto, cioè io sono un grande sostenitore dell'idea di scendere dal pulpito della redazione e di levarci il cappello del giornalista narratore onnisciente e di andare a parlare con le persone alle quali non possiamo non riconoscere delle esperienze specifiche, delle competenze specifiche, no? C'è questa tendenza del giornalista a blastare la gente, a dirti io so cos'è meglio per te, io so riconoscere le notizie, quindi questo è come si fa, così si fanno le cose. È un modo di vedere molto novecentesco e assolutamente non contemporaneo. Non ha nessun contatto con la realtà, ha un modo di vedere le cose in questo modo qua. Quindi diciamo, sono sicuro che si debba dare una mano alle persone che vorrebbero grande giornalismo, alle persone che magari non sanno neanche che lo vogliono, ma che potrebbero essere un audience disposta a sostenere, producendo dei contenuti e mostrando che un altro giornalismo è possibile. Non userei il termine educare il pubblico. Grazie. Ecco, un punto fondamentale, no, anche di questo workshop è l'interazione tra colleghi e appunto esperti di comunicazione che provengono da ambiti diversi. C'era prima un intervento il dottore Ciancio, l'editore del quotidiano La Sicilia di Catania. Quindi abbiamo anche il punto di vista. Sì, prego. Però anch'io, anche alla luce di quello che dicevi tu, che trovo molto interessante. Saluto Claudio per tutti perché conosco lui e la sua splendida famiglia. E giusto per dare un piccolo contributo, dove qua, dove... No, prego. Addirittura. Se vuole che la... Prego, sieda qui un secondo. No, almeno così la inquadrano. Ah, perfetto, ok. Prego. Alberto, buongiorno e complimenti. Direttore, buongiorno e complimenti. Io, allora, le sue parole hanno dato molta forza a stamattina. Mi hanno dato molta forza perché sono esattamente quello che faccio io di mestiere, cioè il traghettare un mondo che ha nel bene e nel male 75 anni e capire come farne altri 75. Ed coincide moltissimo con un discorso di donna moderna per certi versi. Naturalmente i lettori sono di tipo diverso, ma i concetti sono quelli, cioè capire come si evolve. Alberto, ho letto quando sul telefonino il manifesto a cui si riferiva Alberto, no? E ho visto dei punti che sostanzialmente sono l'ordine del giorno di quello che dovrei fare io stamattina, cioè il capire come traghettare un mondo impaurito, un mondo scontento, un mondo che guarda il passato, un mondo che ha il bello e il brutto di avere 75 anni. E mi chiedo, mi dico che la cosa più grande forse che hanno donna moderna come la Sicilia, alla fine è il brand. Cioè, oltre il brand, è difficile trovare qualcosa che sappiamo fare bene. Però sostanzialmente il brand è tutto. Perché Alberto sa fare le cose, ma ancora un piccolo brand. Ecco, se noi riuscissimo a venirci incontro di più, no? E scambiarci i ruoli sarebbe perfetto. Perché quello che fa lui è tutto quello che sogno di fare io. Quello che magari sogna lui è quello che noi abbiamo, ma che non riusciamo a
ripeto, io uso il termine traghettare perché in questo caso è sempre complicato, perché uno deve farlo secondo le leggi, cioè il giornale non può dire cambio il contratto giornalistico, nato negli anni 50 sostanzialmente, con delle filosofie incredibili. Il mercato editoriale italiano, che è quello su cui io ogni giorno lavoro, è un mercato che è figlio di mille vizi che hanno avuto gli editori, mille vizi che hanno avuto i giornalisti. Alberto, scusami, perdonami, noi non ci conosciamo, ma ti citerò più volte in questo mio breve intervento, perché proprio sei la cerniera per me tra un mondo e un altro. E quello che cerco di fare è ragionare per progetti più che per modi che non esistono più di lavorare, no? Per certi versi i giornali hanno sempre vissuto di pubblicità e di copie dei lettori. Tutte e due sono in crisi, non ritorneranno mai quelli di prima, con tutto lo sforzo che si possa fare, quei numeri non tornano più, è inutile rincorrerli. Allora io cerco di trovare nuove energie, nuove forze nei progetti. Cioè vi dico, ragazzi, quello che io farei se fossi in voi è proporre più che una storia. Per carità, è bello il dibattito quando non tutti la pensiamo alla stessa maniera, ma quello che proporrei io è un progetto, non un'intervista bellissima, non lo scoop, non l'intervista al Papa, ma un progetto che possa sostenere voi stessi, cioè come fosse qualcosa che voi date in pasto a un editore che ha un brand, però nel frattempo non siete un problema, ma siete una soluzione, dicendo io ho questa idea qua, io sto lavorando per esempio sul progetto, ma qua me la posso levare perché voi l'avete levata. Siamo a distanza. Io non sono un grande appassionato di Dottore Di Fazio, che è lì che è l'anima di questa giornata, me ne vorrà, ma io non sono un appassionato di mascherine, sono colpevole, lo so. Ieri per l'amore che ho per lui ho fatto il tampone, che cerco sempre di non fare, se non per viaggiare, cerco sempre di fuggire da queste cose. Siamo nel rispetto totale. Mamma mia, esatto. come hanno fatto l'esame del sangue prima di entrare, non è che sono arrivata alle 9 stamattina, ho firmato 8 moduli, mi hanno controllato, la signora Pratania mi ha visto quanto fosse alto, cosa mi ha controllato? Tutto mi ha controllato. No, al di là di questo scherzo, è sempre un piacere, torno indietro e ringrazio Giorgio, che pensate che Giorgio per me è un po' quello che io cerco magari negli Alberti italiani, cioè qualcuno che per noi del giornale è forse il più giovane collaboratore e ha 60 anni, voglio dire, quindi quanti anni ha Giorgio? 36. Io dico sempre che noi ci siamo conosciuti anni fa, io dico sempre che ne ha 29, perché ho detto se fa 30 anni poi magari non vinciamo il progetto, perché il progetto deve essere under 30, e dico sempre che ne ha 29 a prescindere, qualunque età lui abbia, dico sempre che ne ha 29. Quindi per noi lui è stata una fonte di progettuale. Noi siamo qui perché lui ha creato il progetto con noi siamo felicissimi che ci sia qualcuno che prende un brand, che dà energia, dà struttura, dà organizzazione, perché noi non l'abbiamo più, perché torniamo, come diceva il direttore, noi siamo impauriti, non abbiamo know-how, non abbiamo tenacia spesso, non riusciamo a strutturare qualcosa che poi non sia proposta da fuori. E quindi vi dico, io sto lavorando su un progetto, per esempio, sui siciliani nel mondo, perché cerco nuovi mercati, perché non posso pensare di andare a dire alle persone spendete 1,50 € per qualcosa che al 60% avete gratis. Io provocatoriamente stamattina dicevo, noi sul giornale non dovremmo mettere nemmeno quanto è finita la partita dell'Italia, perché quello spazio, e vengo al discorso della riduzione del numero di pagine, non è tanto il numero di pagine, perché poi a volte dire facciamo un giornale con meno pagine non è un risparmio pari al depauperamento del prodotto. Perché? Perché cambiano le tecnologie, cambiano le rotative, cambia il prezzo della carta, no? A volte il mondo degli editori italiani vanno sempre su dogmi che hanno 10 anni. È vero, è giusto risparmiare, per carità, ma la diminuzione del costo della carta è tale che passare per noi a 32 pagine, sì, per carità è un risparmio, ma non è un risparmio tanto quanto quello che io farei invece scrivendo pezzi più piccoli o provocatoriamente disruptive. Dovrei usare, Alberto, il termine disruptive, sì. Non pubblicare, cioè non scrivere quando è finita la partita, perché quello spazio di carta, quell'inchiostro
può essere utilizzato in un'altra maniera. È quello che per certi versi io cerco di fare ogni giorno. Comunque non voglio rubare troppo tempo, sarò felice di stare a Spizzichi e Bocconi con voi questi 3 giorni. E quando ho detto che avevo una cena di gala, mia moglie ha detto: ma devo venire anch'io, ma cosa avete organizzato? Era preoccupatissima mia moglie per la serata di gala di domenica, no? Quindi chissà che cosa. Mi sono messo la cravatta oggi per Giorgio, non so come ci abbiamo vestito, con lo smoking a questa domenica, che dobbiamo fare? Sono terrorizzato da lui. Però quindi vi ringrazio, a Spizzichi con Bocconi ci sarò in questi 3 giorni, per me è un piacere molto più stare con voi che fare tanto altro. Grazie. Bene, grazie. Allora, abbiamo un'altra domanda da remoto, ci arriva dall'Abruzzo. Salve, mi chiedo se il giornalismo lento è assimilabile al reportage in termini di approfondimento e punto di vista autoriale, cioè se è questo il modello verso il quale tende il giornalismo attendibile rispetto al flusso di informazioni più commerciali. Alessia Moretti dall'Abruzzo. Chi risponde? Ma entrambi direi. Io velocemente dico: il giornalismo lento in realtà non è un format. Infatti, ecco, spesso si usa la parola slow journalism, anzi non si usa slow journalism, che quella la usa Alberto, però diciamo si usa in tanti modi, giornalismo insomma di approfondimento, e sembra di essere assolti nel momento in cui si fa giornalismo di approfondimento oppure quando si fa giornalismo di inchiesta. In realtà non è che la formula ti assolve. Questo giornalismo di cui stiamo parlando è un giornalismo che si prende il tempo per essere attendibile. Poi può avere tante forme, può essere il reportage, cioè la forma di racconto in prima persona, può essere un'inchiesta. L'importante nel giornalismo lento è che sia un giornalismo onesto, che vada a ragionare sugli impatti anche che avrà quell'articolo, cioè sulla conseguenza che l'aver raccontato quella storia, l'averla raccontata in quel modo avrà sul mondo circostante. Per me è questa la vera differenza tra il giornalismo usa e getta e il giornalismo lento, cioè che è un giornalismo che vuole in qualche modo, cerca un impatto che non è necessariamente il cambiamento, cioè non è che possiamo attribuire al giornalismo il ruolo e diciamo la missione di cambiare le cose che non vanno, però può scatenare un cambiamento oppure all'interno delle persone che leggono, quindi può in qualche modo far cambiare idea alle persone su determinati aspetti. Io prima si parlava di politica, no? Anche Donna Moderna fa politica e lo fa sul tema del femminismo, no? Le mie lettrici però odiano il femminismo, sono tutte delle antifemministe, no? Ma perché odiano il femminismo? Perché c'è un modo di diciamo fare femminismo che per loro è aggressivo, cioè il femminismo le fa sempre sentire sbagliate, no? Allora io che cosa devo fare per fare un giornale femminista senza che le mie lettrici si sentano sbagliate? Devo ragionare sull'impatto che ogni articolo che io faccio su questi temi avrà sulla lettrice, e devo calcolare che quell'impatto non deve creare repulsione, cioè io non devo farla sentire sbagliata. Per esempio adesso noi lavoriamo tantissimo sul tema delle finanze, molte donne non hanno il conto in banca e continuano ad affidarlo al marito, no? Se io vado giù dritta, e ci sono andata perciò lo so, vado giù dritta e dico i numeri dicono che le donne non hanno il conto in banca, la libertà economica è la prima forma di libertà e di indipendenza, loro respingono, ma respingono non mi comprano più la copia, non è quello che per me interessa. L'impatto che volevo avere con quel pezzo è un impatto fallimentare, cioè io volevo provare a creare un click nella loro testa e non ci sono riuscita perché loro hanno alzato un muro. Quindi mi devo prendere il tempo di capire in che modo fare educazione finanziaria o comunque fare informazione finanziaria per le donne in modo che loro non alzino il muro, ma quel giornalismo crea l'impatto che io voglio. Ecco, questo è il giornalismo lento, quando tu ti riesci ad avere il tempo di farti tutte quelle domande sul risultato che otterrai. Alberto? Siamo troppo d'accordo, devi chiamare qualche disturbatore.
Sì, sono d'accordissimo. Slow journalism è un'etichetta, è un modo per fare brand. Ci stanno un sacco di aggettivi associati alla parola journalism, no? C'è il constructive journalism, c'è il solution journalism, e io a mo' di battuta dico sempre: tutte le volte che associamo un aggettivo a journalism lo facciamo per dire che quello che vediamo fatto non ci piace. Delle volte sono anche un po' più triviale, no? Ma è proprio così. Quindi non è detto che sia il reportage, ci può essere un reportage fatto in maniera non slow. Visto che chi ha fatto la domanda viene dall'Abruzzo, io ho passato un anno della mia vita a vivere e raccontare l'emergenza post-terremoto all'Aquila. Sono stato lì, ci ho messo molto tempo prima di produrre i primi contenuti. Quello che mi veniva chiesto dai giornali con cui collaboricchiavo all'epoca era sempre quello che si concepiva come la notizia, che poi non era nient'altro che dammi il titolo. Ok, quindi uno magari cercava di dire occhio, perché quando tu decidi di ricostruire una città delocalizzando e facendo l'intervento che è stato fatto all'Aquila, no? Queste mi pare 16, adesso non sono più dentro alla storia come all'epoca, queste 16 new town sparse che danno alla città la forma di una ciambella e svuoti l'interno, è una cosa che va fatta con la partecipazione delle persone, con gli enti locali, eccetera, eccetera. Cioè, uno cercava di fossilizzarsi su quella roba lì e di cercare di concentrarsi su quel tipo di argomento, invece dal giornale che ti chiedeva il pezzo volevano il video di Benigni che faceva lo spettacolo per i terremotati, il balcone di una delle nuove case che era crollato, eccetera, eccetera, eccetera. No? Quindi questa è la grossa differenza tra lo slow e il fast. Prendersi il tempo che ci vuole anche per capire i meccanismi, studiare. Io mi sono messo a studiare come funzionava la protezione civile nel 2009, che ne sapevo? Mica lo sapevo. Allo stesso tempo potrei essere molto veloce a produrre un contenuto oggi, perché all'epoca io ho acquisito le competenze per leggere un'ordinanza di protezione civile, quindi se tu oggi mi dai un'ordinanza di protezione civile ho un background, una serie di conoscenze che mi consentono di fare dei processi più veloci. Dall'altra parte tu puoi fare un reportage in maniera fast, cioè io all'epoca, tra le altre cose che facevo per mettere assieme quello che mi serviva per sostenere il mio percorso lì, mi capitava anche di fare il fixer, no? Quindi ti arrivava il giornalista da un'altra realtà e ti diceva: senti, mi servirebbe una famiglia con 7 figli che stanno ancora nelle tende, qualcuno che ha perso una persona sotto il terremoto. Annalisa ridi, lo sai, no? Che facciamo anche così i giornalisti. Perché? Perché non c'è il tempo. Non hai il tempo di fare il lavoro come dovrebbe. Quindi ti arriva magari il giornalista da Roma, da Milano, da Torino, che deve fare il reportage e tu ti presenta l'elenco della spesa e tu ovviamente per campare gli fai fare il suo reportage che non sarà mai poi raccontato al pubblico come veramente è nato, no? Io ti devo far credere che se ti faccio un reportage quella roba lì mi ha richiesto settimane di lavoro, di immersione nella realtà, eccetera, eccetera. Quindi sono d'accordissimo sul fatto che slow journalism non è un format. Occhio alle parole che ci piacciono, perché poi rischia di diventare, come dice Annalisa, un modo per lavarsi la coscienza. Non mi ricordo chi qualche tempo fa mi disse: hai visto che abbiamo iniziato a fare anche noi delle cose slow? Faccio: ah sì? Sì, abbiamo aperto 3 newsletter che arrivano al mattino, al pomeriggio e alla sera. A me è venuta l'ansia, capito? Cioè, mazza, meno male che avete iniziato a fare le cose slow. Credo che il contatto con la realtà sia uno dei punti fondamentali di questo discorso, cioè l'altro problema che affligge molto spesso il giornalismo oggi è questa mancanza di contatto con la realtà, e non parlo solo dell'ultimo anno di pandemia che ci ha costretto dietro un monitor, perché poi anche attraverso un monitor si possono vedere delle cose o trovare delle cose interessanti, o si può lavorare con i dati, no? Alberto citava un bravissimo data journalist prima, no? Riccardo, bene, però l'altro punto è questo, cioè ci sono due aspetti, cioè c'è uno il rapporto con un territorio, perché se devo raccontare un posto devo conoscerlo, ci devo andare. E l'altro punto, per esempio, noi al Sicilian Post, l'unica linea, quando siamo partiti, la prima cosa che ho detto, dice che come la dobbiamo impostare? Dico, il primo punto è: qui non si fa niente
rimpastando comunicati o facendo telefonate, qualunque cosa vogliamo raccontare andiamola a vedere con i nostri occhi. Ma così faremo 2 articoli al giorno se va bene. Ok, d'accordo, almeno se di quei 2 articoli uno risulta un po' interessante e questa cosa ha un riscontro, avremo fatto il nostro lavoro. Quindi credo che il contatto con la realtà sia l'altro elemento fondamentale dello slow journalism e del giornalismo in generale. Poi, come si diceva, ci sono altre... Sì, prego. Il microfono... Prego. Allora, buongiorno, Francesca Sant'Angelo. Allora, volevo fare una domanda alla direttrice di Donna Moderna. Intanto un po' dire che mi complimento anche perché penso che le chiavi, diciamo, vincenti del giornale sono quelle che ha detto, basate appunto una sul non giudicare, magari cioè scrivere articoli non giudicando magari su un argomento, anche perché viviamo magari in una società dove oggi più che mai la donna è continuamente giudicata, sempre sotto giudizio, sempre sotto esame e deve dare il doppio per dimostrare qualunque cosa, quindi sentirsi magari capita senza essere giudicata è un grande successo. La seconda basata appunto sull'ascolto, perché appunto io nel mio piccolo un po' lavoro come giornalista in alcune testate locali e mi piace quando racconto, magari io scrivo un articolo, ascoltare in prima persona magari ai diretti interessati. Ho fatto un paio di mesi fa un articolo sul body shaming e quindi ho deciso di farmi raccontare da 5 ragazze, poi potevano essere dei campionari perché poi alla fine un po' tutte penso abbiamo subito nel corso della nostra vita del body shaming per diverse tematiche, infatti ogni ragazza l'aveva subito in maniera differente, chi per il colore della pelle, chi per il proprio fisico, quindi diciamo quello che mi piace è proprio questo, insomma, che ci sia l'ascolto e un racconto senza giudizio. Inoltre, ascoltando quello che diceva, ai tempi, 30 anni fa, nasce Donna Moderna capendo quello che potevano essere i bisogni della donna in quel periodo. Ecco, ad oggi invece quali possono essere i bisogni della donna e qual è la donna moderna oggi? Chi è? Com'è? Cosa vuole? Raccogliamo anche un'altra domanda magari perché abbiamo gli ultimi 10 minuti e dobbiamo andare un po' a chiudere, purtroppo. Se si può presentare per cortesia. Claudio Colobrita. Io da giornalista pubblicista diciamo che mi sono sempre fatto una domanda, cioè non sarebbe il caso di regolamentare più la professione del giornalista e distinguerla in modo netto dal produttore di contenuti? Questo perché abbiamo parlato della localizzazione, cioè il fatto che è ovvio che chi si trova all'interno di un territorio dovrebbe raccontare quel territorio. Però mi sono trovato a dover scrivere degli articoli brevi di news, quelle famose 70 news al giorno. Io ero in questo territorio e dovevo scriverlo di un territorio completamente sconosciuto a me, perché ovviamente chiedono una produzione massiva di contenuti totali. Secondo me, attraverso però una regolamentazione, cioè stabilire effettivamente cosa significa il giornalismo, e io credo che il giornalismo sia vero, sia quello di cui stiamo parlando oggi, non dalla produzione di contenuti, cioè facendo salva la libertà di espressione, che ovviamente deve essere sempre salvaguardata. Se secondo voi una regolamentazione anche legislativa potrebbe essere utile in questo senso, cioè a elevare il giornalismo un po'. Ok. Allora, velocemente, i bisogni della donna di oggi è triste dover ammettere che noi come femminile, come femminili in generale, abbiamo creato negli ultimi anni in realtà quello che è invece il bisogno di oggi, cioè quello di allontanarsi dalla immagine della Wonder Woman, di quella che riesce a fare tutto, che riesce ad avere una famiglia, a lavorare. Noi come giornale l'abbiamo esaltata, l'abbiamo costruita questo mostro, ed è quello che dobbiamo combattere adesso, quindi mi fa un po' ridere e mi rattrista da un
certo punto di vista, ma probabilmente dovevamo passare da questo, anche perché quella costruzione della Wonder Woman in realtà l'abbiamo avuta in eredità da un femminismo che ci ha dato tantissimo, quello degli anni 70, ma che ha creato questa, ha fatto questo errore, cioè di pensare che potessimo risolvere tutto il tema femminile, di nuovo scaricando sulle spalle della donna l'idea di dover essere tutto. E quindi noi oggi il bisogno che sentiamo nelle nostre donne è quello di smontare questa idea che si possa avere tutto e invece restituire l'immagine che si può scegliere, si può scegliere quale donna essere, che tipo di donna essere, e che forse dobbiamo cominciare un po' a chiedere di più al contesto, a chiedere di più agli altri. In questo secondo, mentre quando smontiamo l'immagine della Wonder Woman, lì ci capiamo tantissimo con le nostre lettrici, quando invece cominciamo a dire dobbiamo chiedere di più, è lì che loro si allontanano. Quindi grandissime critiche quando abbiamo parlato della città femminista, che è un saggio uscito adesso dove si racconta come le città sono costruite sul default maschile, e loro si sono arrabbiate, e lì abbiamo capito che dovevamo raccontarla da un altro punto di vista. Quindi comunque il bisogno della donna è un po' quello di liberarsi da questa immagine di superuomismo. E per quanto riguarda invece la regolamentazione, io penso che ne abbiamo fin troppe, cioè il problema del giornalismo di oggi è che è iperregolamentato e che invece il giornalismo spesso e volentieri migliore è quello che avviene al di fuori di queste regole di oggi. Quindi non credo che la correzione sia migliorare le regole, ma io sono totalmente a favore della deregolamentazione. Poi ti dico, io sono la prima, vi ho detto prima, siccome tutti pensano, non è fare l'ingegnere il giornalista, quindi tutti pensano di poter scrivere, quindi io ricevo mail da chiunque che dice io faccio l'avvocato ma il mio sogno è sempre stato scrivere, e ho detto scrivi il tuo libro, cioè non è che devi venire a fare una professione. Quindi io credo che questa sia una professione che più che di regole per farla abbia bisogno di percorsi di studio ben definiti. Ce ne sono, però sono ancora molto vari, si chiamano in modi molto diversi, quindi bisogna piuttosto fare chiarezza nel percorso. Poi quando si è usciti da questo percorso c'è ancora un esame di Stato, lo vogliamo tenere, lo vogliamo togliere, a decidere chi va avanti, se il produttore di contenuto, il giornalismo, sarà c'è chi continuerà ad avere bisogno del produttore di contenuto e c'è chi avrà bisogno del giornalista. Caro Alberto, ci arriva un'altra domanda che vado un pochino ad allegare a questa cosa. Qualcuno scrive giustamente: come si fa lo slow journalism quando un articolo in media in Italia viene pagato 6 euro? Bisogna centellinare questi... abbiamo perso centellinare questi 6 euro per... 50 centesimi al giorno. Mamma mia, è per quello che la chiamiamo la rivoluzione dello slow journalism, perché tocca iniziare a cambiare cose. Guardate, una cosa che abbiamo iniziato a fare, io poi ho i miei progettini collaterali in cui cerco un po' di avere impatto sul mondo giornalistico, no? Quindi ho questa newsletter che si chiama The Slow Journalist, adesso arriva più o meno a 1400 persone freelance, alcuni giornalisti e giornaliste, altri sono persone che lavorano nella comunicazione, producendo contenuti, altri curiosi. E una delle cose che abbiamo iniziato a fare è una mappa delle realtà italiane a cui si può mandare un pitch, cioè un'idea per una storia, no? E una mappa collaborativa, quindi chi vuole può entrare lì e aggiungere la propria realtà. Quello che si vede ovviamente che drammaticamente grande assente da questa mappa è il mondo del mainstream. La mia ispirazione è stata una mappa analoga che c'è in lingua inglese, dove tu in buona sostanza tutti i giorni hai richieste di pitch con tariffe molto più alte di quelle che sono appena state citate, di quelle che io stesso, ahimè, mi trovavo ad avere come compensi dei miei giornalisti quando dirigevo blog. È chiaro che non lo fai con 6 euro, come fai? Non lo fai, però da qualche parte bisogna cambiare, quindi e bisogna iniziare a cambiare, no? E quindi noi cerchiamo di pagare molto diversamente e di cercare storie adeguate a quel tipo di compenso lì. Lo so che poi c'è quel tipo di mondo e so anche che la soluzione non è dire alle persone che hanno bisogno di lavorare tu non devi accettare quella paga, perché no, è complesso, molto complesso proporre delle soluzioni. Noi cerchiamo di fare nel nostro piccolo quello che possiamo e che riusciamo, anche per far percolare piano piano a vari strati
un desiderio proprio di cambiamento. Si può fare. È chiaro che se i grandi gruppi editoriali cominciassero a ridurre la quantità dei pezzi richiesti come se fossero semplicemente dei riempitivi per gli spazi, a quel punto potrebbero aumentare il compenso, per esempio, no? Però è complicato avere un ricasco e ottenere un cambiamento. Ripeto, non credo si possa ottenere nel giro nemmeno di qualche anno, cioè i cambiamenti di questo tipo e di questa portata, dove un intero comparto industriale si deve ripensare, richiedono probabilmente scale generazionali. Io sono felicissimo che esistano spazi come questo, dove possiamo fare questo tipo di discorsi e di ragionamenti, arricchirci e ripensarci e capire quale sarà la mossa il giorno dopo che proveremo a fare per buttare un altro sassolino, un altro mattoncino in questo ponte verso il giornalismo che verrà. Bene, e il giornalismo che verrà già presuppone che ci sarà un giornalismo. Purtroppo siamo in chiusura e dobbiamo assolutamente concludere questo panel. So che comunque ci sono altre domande, però il nostro tempo per ora è terminato. Io ringrazio moltissimo Annalisa Monfreda e Alberto Pugliafito per averci arricchito con dei punti di vista molto, molto preziosi. Vi invito a seguire i progetti Donna Moderna, ovviamente lo trovate in edicola, lo conoscete benissimo. Chi non conoscesse Slow News spero che sia l'occasione per conoscerlo. Speriamo di avere Alberto in presenza a Catania il prima possibile, però dai, ormai con questa campagna vaccinale riusciremo a organizzare presto. Ricordo che tra l'altro Alberto è fuori con un film che si chiama appunto Slow News, che è un film molto bello su queste tematiche, e che insomma spero avremo modo anche poi di organizzare presto una proiezione qui a Catania. Grazie a tutti e grazie. Grazie a voi. Ciao, grazie.